Microfono, scusa. Buongiorno a tutti. Iniziamo i lavori di questa nostra mattinata, che sapete essere una giornata particolare per San in Veneto, la presentazione del primo bilancio sociale che realizziamo dalla nascita del nostro fondo di assistenza sanitaria. Vogliamo iniziare questa mattinata con delle testimonianze da parte di chi nel territorio è il nostro terminale, la nostra anima, coloro che quotidianamente si mettono a servizio e a disposizione dei lavoratori e delle imprese per fornire loro assistenza e attività di consulenza per il disbrigo e l'attuazione delle pratiche dei rimborsi e delle attività di San in Veneto. Sono gli sportellisti di San in Veneto, sono circa 200 in tutto il territorio regionale e svolgono un'opera assolutamente indispensabile e utile alla comunità delle imprese e dei lavoratori. Prego la regia di far partire il video con la quale iniziamo i nostri lavori. Grazie. Essere al servizio delle persone. Sicuramente un punto di riferimento per titolari, soci e dipendenti delle imprese sia associate ma anche non associate, quindi in grado di dare indicazioni e risposte, ma soprattutto rendere fruibili i servizi erogati dalla bilateralità. Aiutare gli utenti finali ad avere il rimborso e utenti con i quali nella normalità noi associazioni non abbiamo a che fare. Cosa posso richiedere? Ma posso avere Gedeskei? Ma sul serio posso avere tutto questo? E la seconda ma come mai non l'ho saputo prima? Quello che mi chiedono più spesso è per quali prestazioni possono chiedere i sussidi. Sicuramente potrebbe implementare la comunicazione. Incrementare i weekend sulla salute, secondo me, con tematiche mirate per ogni weekend agli iscritti se vogliono fare di check-up su varie tematiche sanitarie. San in Veneto dovrebbe raccomandare alle aziende di far conoscere ai loro dipendenti cosa San in Veneto e le opportunità che offre. Sarà banale, ma credo più prestazioni, nel senso che le persone hanno sempre più bisogno di affrontare certe spese e siccome ormai il sistema pubblico ha tempi di attesa molto lunghi, San in Veneto diventa particolarmente utile perché di fatto riescono ad accedere alle visite di tipo privatistico in tempi molto più rapidi. Interessante, utile e non monotono. Assistenziale, cortesia, disponibilità. Sicuramente utile, vario e impegnativo. Per essere sportellista bisogna essere disponibili, professionali e cortesi. È sicuramente organizzato in termini di struttura, è efficiente o sempre più efficiente anche nelle risposte, nella tempestività delle risposte e direi che è assolutamente completo anche nel rapporto ad altri fondi, nella cooperazione con altri fondi. È riconoscibile. San in Veneto è diventato un fondo, accanto a quelli più datati, quelli che esistono da molti anni, è diventato un fondo riconoscibile. Per cui adesso quando le persone dicono San in Veneto, in molti casi sanno già di cosa si tratta. Però per me il Fondo San in Veneto è competenza, puntualità nei rimborsi e serietà nel trattare le persone.
direi non vincolante, in quanto ci siamo accorti che rispetto ad altri fondi non è necessario per richiedere il rimborso a Sani in Veneto dover avere per forza magari un'impegnativa di un medico di base. Direi generoso, in quanto per quello che mi riguarda mi sembra che abbia veramente una vasta gamma di rimborsi per tantissime cose e anche di facile usufruizione, che forse è anche la cosa più importante, nel senso che sempre rispetto ad altri fondi il fatto di avere sul territorio delle persone che possono di persona seguire gli iscritti è fondamentale. È quotidiano per molti versi, vedo crescere le famiglie, ecco, questa è una cosa molto bella. Allora, come sportello datoriale in questa fase di emergenza epidemiologica mi sto rendendo conto dell'aiuto che lo sportello sta offrendo soprattutto alle imprese attraverso l'erogazione di nuovi servizi straordinari. Mi riferisco ai rimborsi per l'acquisto di dispositivi anticontagio o alle tutele gratuite per quelle aziende e imprese che hanno avuto difficoltà a causa del Covid. Sì, perché per l'appunto nell'incertezza di andare a recuperare le prestazioni per una lavoratrice nello specifico dell'artigianato, mi si presentò con una fattura di una parrucchiera perché era malata oncologica e nella mia sensibilità, nel mio voler anche a fare un tentativo, ho provato ad inserirla come protesi. Con grande mia sorpresa l'ente l'ha erogata, l'ha liquidata, perché ha avuto anche lui stesso una sensibilità della malattia, del contesto, e pertanto la lavoratrice è stata ripagata della spesa chiaramente che ha dovuto sopportare per la parrucca, per l'appunto. Di un padre di famiglia che viene allo sportello perché sapere che cos'è questa Sani in Veneto che si è trovato in busta paga, ha avuto la possibilità di assicurare anche un familiare che purtroppo aveva i suoi problemi, e questo tuttora gli permette, come si può dire, di avere un aiuto economico molto importante, ecco. La soddisfazione nel vedere che gli iscritti che si rivolgono a questo sportello sono sempre in aumento, alcuni anche consigliati da altri stessi iscritti che ne hanno usufruito precedentemente, e questo dà soddisfazione in quanto credo sia sinonimo di un lavoro fatto con cura e dedizione verso le persone. Riesco ad far avere delle persone, ad aiutare delle persone in un contesto anche di difficoltà, perché quelle che vengono da me sono persone che hanno avuto una malattia, e poter aiutare comunque almeno per il profilo anche economico, e magari stando insieme, fai due chiacchiere, si distrae un po', ecco, questo per qualche minuto non pensa magari alla sua malattia, e questa è la parte che mi piace di più. Il contatto con le persone, il comunque potermi ritenere una persona utile del contesto, e il fatto che comunque bisogna essere sempre preparati ed aggiornati. Aiutare le persone e vedere soprattutto che tornano e vedere che sono felici dell'aiuto che io gli ho potuto dare, mi piace molto. Ecco, abbiamo iniziato i nostri lavori con queste testimonianze che rappresentano, come dicevo prima, l'anima, l'attività del fondo a livello territoriale. A me mi è stato affidato il compito di introdurre i lavori di questo convegno. Vi porgo ancora un caloroso saluto di benvenuto a tutti coloro numerosi che si sono collegati al nostro evento. Le disposizioni di contenimento del contagio da Covid ci hanno impedito di organizzare questa giornata in presenza, così come l'avevamo pensato di realizzare.
Abbiamo dovuto cambiare in corsa le modalità di lavoro, la scaletta degli interventi, ma non ha fermato la nostra volontà di andare avanti nel rispetto degli impegni che avevamo assunto con le parti sociali e con lo stesso CDA. Perché oggi è una giornata importante per Sani in Veneto. È la giornata in cui, attraverso la presentazione del primo bilancio sociale, avviamo una serie di incontri per riflettere non solo su ciò che si è fatto sino ad oggi, ma anche su ciò che vorremmo fare nel prossimo futuro. Ci avvaleremo del contributo di esperti e dei nostri consulenti che potranno aiutarci a capire su quali strade sarà opportuno muoversi alla luce delle scelte già operate e a quelle che saremo chiamati a fare nel corso del mandato di questo Consiglio di amministrazione da poco insediato. A me mi corre l'obbligo, ma mi fa altrettanto piacere ricordare e ringraziare in questo evento il precedente Consiglio di amministrazione, il presidente Donato Pedron, il vice Stefano Dall'Acqua, il direttore Jimmy Trabucco, che è qui con noi, sulla quale poi interverrà, i collaboratori del fondo, dove c'è una rappresentanza di loro anche qui stamattina, e gli sportellisti territoriali di cui avete appena visto le loro testimonianze. Questo perché grazie a loro, al loro lavoro, se oggi siamo qui a presentare quanto di buono siamo riusciti a realizzare con Sani in Veneto per i lavoratori, per le imprese artigiane e per la stessa comunità del Veneto. Una comunità che è stata ed è profondamente colpita nel corso di quest'anno da una sconosciuta pandemia che sta mettendo a dura prova la tenuta del sistema sanitario, economico e sociale della nostra regione. Come Sani in Veneto, anche in questa occasione abbiamo dato prova del nostro radicamento territoriale e di vicinanza alla comunità del Veneto, aiutando concretamente la protezione civile, la Croce Rossa, i medici di base, le RSA, fornendo loro migliaia di mascherine chirurgiche, una cospicua donazione di guanti e di gel disinfettante per far fronte a un'emergenza sanitaria senza pari nella nostra storia recente. Un grazie mi sento di rivolgere anche a Confartigianato, CNA, Casa Artigiani, CGL, CISL e UIL del Veneto, che nel 2013, con coraggio, determinazione e lungimiranza, hanno dato vita a questa bella esperienza di welfare e solidarietà bilaterale. Bilateralità che nella nostra regione ha profonde radici che risalgono agli inizi degli anni '80, radici che hanno visto nel 1989 dare vita ad EBAV, consolidando una stagione di relazioni bilaterali che nel tempo hanno portato le parti sociali a realizzare una modalità di confronto innovativa e sempre più vicina ai bisogni delle aziende e dei lavoratori del sistema artigiani, dalle quali è nato anche Sani in Veneto. Una bilateralità che potrebbe costituire lo strumento attraverso il quale dare vita a forme di secondo welfare ritagliate sulle esigenze locali di imprese e lavoratori, realizzando un'offerta di servizi e di politiche sociali che attraverso la costruzione di reti integrate e, perché no, sostenute anche dalle istituzioni pubbliche, capaci di accrescere le ricadute in termini di risposta ai bisogni di una sempre più ampia platea di soggetti da tutelare. Dovremmo provare a ripensare il nostro sistema di welfare, magari così come propone il professor Zamagni, il quale dice: in un modello più articolato, in cui non sia solo lo Stato a farsi carico dei bisogni dei cittadini, ma sia la stessa società a prendersi cura del benessere delle persone. Un welfare che coinvolga il sistema della bilateralità, le istituzioni locali,
i soggetti organizzati nel terzo settore, capace di erogare prestazioni complementari e non sostitutive a quelle garantite dal sistema di welfare pubblico. Pillole di suggestione, le abbiamo chiamate così, che il Presidente del Fondo riprenderà nelle conclusioni e che lasceremo ad un prossimo appuntamento che come San in Veneto vorremmo realizzare già nella prima decade del 2021, pandemia e Covid permettendo, una sorta di stati generali delle parti sociali della bilateralità, nella quale provare a orientarsi nel futuro di San in Veneto e della bilateralità in Veneto. Ecco, io avevo il compito di introdurre sinteticamente i lavori di questa nostra mattinata e a questo punto entriamo più nel vivo dell'attività di oggi e vi presento il primo relatore, l'amico, già componente del Consiglio di amministrazione precedente, il dottor Luca Romano, direttore di LAM Area Network del Veneto, al quale abbiamo chiesto di farci uno scenario di quelli che sono in Veneto i fabbisogni per un prossimo futuro nella nostra regione dal punto di vista sociale e sanitario. A te Luca la parola, grazie. Grazie Alfio, per me è un onore continuare dopo una funzione diretta anche un'attività di accompagnamento e di consulenza che mi appartiene più propriamente. Devo congratularmi con il Fondo perché il taglio dato a questa iniziativa dimostra la reattività a un cambiamento di scenario e di ruolo dei sistemi sanitari che ha una caratura internazionale e dentro la quale il Fondo si colloca in modo assolutamente proattivo. Partirei proprio da una riflessione di questo tipo. La medicina, che era stata una modalità di cura organizzata socialmente, collettivamente, come definizione di strutture di attesa, come sono gli ospedali per acuti, delle persone che si sentono male. Oggi siamo in uno scenario completamente diverso, nel quale all'attesa bisogna sostituire l'iniziativa e valutare di fatto come elementi di programmazione si incardinano in elementi di prevenzione e di intervento continuo quotidiano per in questo momento evitare il contagio, ma in ogni caso animare e intercettare, allertare, come si dice, le criticità prima che queste sfuggano di controllo. La relazione riguarda lo scenario che noi avevamo pre-Covid da due punti di vista. Il primo è quello del contesto veneto, un contesto nel quale il principale processo che i sistemi sanitari governano in questa fase storica, in questa regione, non possono trascurare un elemento di carattere demografico legato all'invecchiamento della popolazione. Vedete nella slide come la fascia di popolazione con più di 80 anni nello scenario fino al 2050 delle previsioni sia quella che aumenta addirittura quasi in termini di raddoppio e vedete sotto come il Veneto rispetto all'Italia per esempio ha su 100 persone in buona salute diciamo avuto una diminuzione nella fase 2010-2018 e anche un aumento delle persone con una cronicità, mentre rispetto alla media italiana c'è una con le persone con più di 2 cronicità
c'è una diminuzione. L'altro aspetto che va tenuto presente è ovviamente quello della spesa. La spesa sanitaria privata nel nostro paese è intorno ai 40 miliardi, nel Veneto si avvicina ai 4 e i veneti, diciamo, hanno circa 100 euro mediamente pro capite di spesa in più rispetto alla media nazionale, anche se sta aumentando più velocemente il resto del paese da questo punto di vista. Il 90% della spesa sanitaria privata, come vedete nella torta, è relativa alle spese delle famiglie cosiddette out of pocket, quindi spese liquide che intervengono su, adesso vedremo, in particolare specialistica di base, medici di base, spese odontoiatriche e consideriamo che in questa spesa è anche, sono anche considerate quelle per l'assistenza agli anziani non autosufficienti e quindi dentro queste voci vanno considerate anche le badanti, gli interventi relativi ai familiari che perdono l'autosufficienza. In questo ambito noi abbiamo una situazione, diciamo così, di crescita del consumo soprattutto farmaceutico essenziale per cronicità in Veneto, che attesta l'ampliamento della numerosità della popolazione che ha morbilità croniche diciamo in aumento e che quindi va dal medico di base, si prenota visite, controlli, vengono prescritte medicine. È una, diciamo, correlazione strettissima quella che riguarda la situazione appunto del cambiamento demografico in relazione alle persone. Quando il Veneto ha affrontato con sistematicità questo tipo di situazione, lo ha fatto con una riforma che adesso con il senno di poi dobbiamo valutare con un ancora superiore livello di incisività e pertinenza rispetto al passato, perché come vedete la riforma sanitaria del Veneto è una riforma nella quale ha una razionalizzazione del sistema ospedaliero con una gerarchia molto più definita del passato tra ospedali universitari, ospedali hub, ospedali generalisti e nodi di rete, ha fatto corrispondere un rafforzamento della medicina territoriale attraverso il sistema dei distretti e attraverso una organizzazione dei medici di base che, ahimè, si è trovata in mezzo alla pandemia ancora in una transizione per la quale la nostra regione è un po' a macchia di leopardo e vede sostanzialmente una definizione di assetti associativi della medicina generale ancora in itinere in alcune aree importanti della nostra regione. Poi vedremo perché questo è un elemento di criticità che va assolutamente superato proprio in considerazione della fase in cui ci stiamo trovando. La Regione ha fatto la riforma per rispondere all'invecchiamento, alla cronicità, alla comorbidità, ai problemi della disabilità. Vediamo qui per esempio su 1000 assistiti di un medico di medicina generale quali sono le problematiche croniche da un punto di vista anche quantitativo. 229 su 1000 soffrono di ipertensione arteriosa,
10 casi di scompenso cardiaco, poi ci sono problemi, insomma, altri problemi cardiaci, respiratori, ischemici, il diabete, che sappiamo essere una malattia quasi sociale. Ne viene fuori sostanzialmente uno spaccato del rapporto tra popolazione, invecchiamento e cronicità a forma di piramide, e come vedete la punta è costituita da persone che hanno 4-5 cumuli di patologie croniche, e guardiamo bene questa punta perché oltre a essere quella che fa soffrire di più ovviamente le persone, è anche quella più esposta ai problemi del Covid, ed è anche quella che ha oneri organizzativi della gestione sanitaria più complessi, più costosi e più sfidanti. Un'attenzione rapidissima a questo aspetto del territorio. L'idea di saldare i distretti nei territori all'Associazione dei Medici di Medicina Generale aveva un obiettivo che non è ancora realizzato, molto ambizioso, di realizzare un'assistenza di 24 ore al giorno. Perché? Perché attraverso questa modalità noi avremmo un accesso duplice al sistema sanitario, ai pronto soccorso con il binario ospedaliero, e attraverso l'organizzazione associata dei medici di base attraverso il distretto. Questo eviterebbe, in questa fase sappiamo quanto è un elemento prezioso, l'intasamento dei pronto soccorso con persone afflitte da patologie croniche che non hanno le caratteristiche di urgenza che spesso vengono addotte per essere ricoverati tramite il soccorso diretto. Completo diciamo la struttura della riforma sanitaria del Veneto. Qui vedete sostanzialmente i posti letto suddivisi per acuti, e quindi gli ospedali, per riabilitazione e accompagnamento alle uscite, e quindi strutture intermedie, ospedali comunità, e poi i quasi 35.000 posti letto che abbiamo nelle residenze centri servizio per anziani che stanno vivendo tra l'altro una fase di grandissima problematicità. Su tutto questo è intervenuta la pandemia e vedete qui sostanzialmente il numero di casi in Veneto nella prima ondata, circa 20.000. Abbiamo i dati raccolti fino a martedì scorso, siamo oltre 46.000. Vedete i decessi che ci sono stati causa Covid o comunque statisticamente accertati come tali, 1978 nella prima ondata e altri 354 in questo periodo. Volevo fare una brevissima riflessione su questo aspetto dei decessi, perché è stato attenzionato giustamente, ma è un problema addirittura internazionale, perché la Germania ha un sistema di rilevazione dei decessi da Covid che non collima con quello della Francia e neanche con quello dell'Italia. Per cui ci si chiede anche, cioè l'Unione Europea ha trovato il sistema di disciplinare tutte le materie del mondo, come mai non ha fatto un protocollo su un tema così stringente. Il numero di decessi in Veneto causa Covid nella prima ondata, 1978, è molto vicino all'aumento certificato dall'Istat, vedete 2018, nella fase in cui primo semestre 2020 comparato con la media dei primi semestri dal 2015 al 2019. Su questi numeri c'è una focalizzazione molto diretta, molto attenta, perché la difficoltà
di avere delle certificazioni univoche sulla caratteristica dei decessi comporta anche il fatto che possono essere intervenuti in questa fase anche dei fattori non direttamente collegati alla malattia, ma indirettamente collegati alla malattia. Si è parlato per esempio dell'aumento del numero degli infarti non curati per tempo o di altre patologie che sono derivate indirettamente anche dal fatto che le strutture ospedaliere e le strutture sanitarie erano completamente concentrate sulla pandemia e avevano ovviamente dovuto ridurre gli interventi non urgenti. Perché cito questo elemento? Perché per la sanità integrativa è un tema di grande rilievo questo, cioè quando c'è uno stress del sistema sanitario pubblico è chiaro che un secondo pilastro di sanità integrativa, la prima cosa che si trova a dover fare è interrogarsi su quelle che sono le aree terapeutiche privilegiate sulle quali dare risposte per aiutare le difficoltà in cui si trova il sistema pubblico. Qui ci sono appunto altri dati relativi alle fasi, diciamo, acute della prima ondata. Rispetto a questo elemento che citavo adesso, cioè la riduzione della sanità ordinaria nella fase di acume della pandemia è stata quantificata in circa il 37% di riduzione a livello nazionale. Il Veneto dimostra anche su questo di avere un sistema più forte, perché la riduzione è stata intorno al 23%, però riduzione si è dovuta fare e quindi le conseguenze per la popolazione sono state rilevanti. Qui ho inserito dei numeri che fanno molto pensare anche in termini di, mi avvio alla conclusione, federalismo sanitario. Una indagine che la Protezione Civile e l'ANAC, l'anticorruzione, hanno pubblicato quest'estate relativa al costo di una malato Covid in terapia intensiva confrontato dal punto di vista regionale. Vedete che ci sono delle differenze veramente impressionanti, con un costo di 76.000 euro in Campania e di oltre 40.000 in Toscana, quindi non siamo di fronte a un problema del sud, ma a un problema, diciamo, che si articola in varie aree del paese, mentre vedete per esempio il Veneto il costo si attesta sui 10.000 euro. Questo ci fa molto, molto pensare su come costano i nostri sistemi. Quali sono le strategie di sanità pubblica messe in campo dalla Regione per la fase che stiamo attraversando? Come vedete c'è un recupero fortissimo di posti letto di terapie intensive. Abbiamo assistito di oggi la riapertura dei diversi ospedali Covid che erano stati fermati durante l'estate. Sono ripartite le differenziazioni funzionali dei pronto soccorso per evitare una commistione tra malati o contagiati o sospetti contagiati Covid e malati, diciamo così, di altro tipo. Sono sotto pressione tutti i laboratori di microbiologia per le prestazioni dei controllo attraverso tamponi, con un potenziale che oggi nella nostra regione è di 32.000 test giorno. Come dicevo prima, ospedale territorio, il territorio è forse nella situazione diciamo d'ombra, non percepita come con la stessa gravità, intensità delle aree di terapia intensiva o di infettivi degli ospedali, ma tuttavia profondamente rilevante, perché è nel territorio che
che si effettua la prevenzione, che si fanno i controlli, che si isolano i casi, che si tracciano i contatti, e quindi è il luogo nel quale la lotta contro la malattia è molto più cruciale ai fini di prevenire un picco che si innalza oltremodo nei prossimi mesi. Queste sono tutte le iniziative che sono state prese. Concludo con questa tabella che riguarda il numero di letti di terapia intensiva che nella nostra regione, come vedete, sono un numero molto contenuto, sono alternativi e complementari al sistema pubblico che, come abbiamo visto prima, oggi ha circa 900 postazioni. Qui siamo nell'ordine della quarantina. Volevo concludere su alcuni aspetti interrogativi che consegno al fondo, al suo presidente, per la lettura e gli spunti che ci vorrà offrire. Da due punti di vista la situazione che stiamo vivendo interroga in modo molto radicale il secondo pilastro della sanità integrativa. Il primo è quello relativo a che cosa è integrativo in una fase come questa, e quindi quali sono le aree nelle quali la sanità pubblica probabilmente già in questi giorni potrebbe cominciare a intrattenere un dialogo collaborativo con tutto il sistema di offerta di sanità integrativa per vedere le aree terapeutiche, gli interventi, le prevenzioni, i tracciamenti, le forme di assistenza domiciliare, i videoconsulti di telemedicina, che possono essere oggi portati avanti dal sistema dei fondi, dal sistema delle assicurazioni private, per integrare tutte le aree nelle quali il sistema sanitario pubblico mostra di avere delle difficoltà, dei limiti e ovviamente di trovarsi anche spesso nell'impossibilità di avere una performance sistematica. Il secondo punto è che anche nello scorso Consiglio di amministrazione abbiamo molto discusso dell'opportunità di arrivare a una convenzione con la Regione Veneto da parte di Saninveneto, in cui la qualità del sistema pubblico diventasse un elemento che trovava nella sanità integrativa di Saninveneto un rafforzamento ulteriore di collaborazioni e di benefici reciproci. Abbiamo visto come però durante la pandemia in realtà il sistema sanitario integrativo si è trovato in difficoltà tutte le volte nelle quali dipendeva dal funzionamento del sistema sanitario pubblico. Allora qui la questione è di capire quali sono gli ambiti di maggiore autonomia che il fondo deve programmare per poter avere una piena capacità di funzionamento verso i propri associati, anche nelle fasi nelle quali le criticità del sistema pubblico chiaramente causano rinvii di visite, interruzioni di interventi, minore disponibilità di un'offerta che è ovviamente stressata sulle emergenze. Queste sono le considerazioni che lascio la mattinata e sono molto interessato io stesso di capire quali possono essere le risposte che possiamo condividere. Bene, grazie a Luca Romano che, come avete sentito, ci ha fornito dei dati sui quali sarà opportuno aprire una riflessione nei prossimi mesi, anche rispetto agli interrogativi che ci ha lasciato in dotazione, no? Quindi un contributo prezioso per il futuro del nostro fondo. A questo punto della mattinata, io, come avete visto dal programma, abbiamo lasciato
una quindicina di minuti per porre domande pertinenti chiaramente alla giornata di oggi. Vi do un numero WhatsApp sul quale poter far confluire se ci sono domande da parte di tutti coloro, e siete numerosi, che ci state ascoltando. Il numero in questione è questo, prendete carta e penna per chi non ce l'ha vicino. Allora, 342 85 21 900. Magari man mano che intervalleranno gli interventi ve lo ricorderò, così se avete qualche domanda pertinente al lavoro che stiamo svolgendo stamattina potete formularcela. A questo punto nella scaletta è previsto l'intervento del direttore del fondo Jimmy Trabucco, il quale ci descriverà i contenuti del bilancio ma anche le azioni che il fondo ha portato avanti tra il 2019 e il 2020. La parola a Jimmy Trabucco, grazie. Sì, buongiorno a tutti. Beh, io oggi mi trovo a fare una cosa non semplice, e che è quella di condensare in un intervento di 15-20 minuti tutto quello che il Fondo San in Veneto è riuscito a fare nell'anno 2019 e anche tutto quello che è stato strutturato in questi primi mesi del 2020 per l'emergenza in atto. È un compito non facile, come ho detto. Ho riassunto gli elementi essenziali in questa presentazione proprio per non mettere troppa carne al fuoco. Abbiamo fatto una pubblicazione specifica che diffonderemo anche con i nostri social. Strano, lo devo dire, parlare a una platea vuota, ma se posso dire, San in Veneto non è nuova a questo contesto, nel senso che se prendiamo ad esempio l'operato del nostro sportello, magari nella singola ora di ricevimento col singolo utente sembra poca cosa, sembra una visione parcellizzata, sembra isolata, ma in realtà la qualità dell'intervento del singolo, che abbiamo visto anche nel video iniziale, e l'unità di intenti ha dimostrato che la rete di San in Veneto riesce a raggiungere obiettivi importanti ogni anno. Sono partito da una domanda forse provocatoria. Perché un bilancio sociale? Io non posso evitare delle considerazioni che per me sono comunque sono fondamentali nel motivo dell'esposizione, perché bisogna sempre chiedersi il motivo dello strumento che si è scelto. Bilancio sociale perché? Perché in primis la bilateralità, lo sappiamo, fa grandi cose. L'obiettivo è riuscire a spiegarlo a tutti. Ma perché sociale? Proprio perché spesso l'azione che conta non è direttamente misurabile da un valore prettamente economico. Cioè quanto vale, cioè la vera dimensione è l'importo che si sta erogando o è il fatto di aiutare una persona nel momento del bisogno. Ecco, questo ricordiamolo sempre quando vedremo i dati che esporrò in queste slide, perché più che il valore economico, che può lasciare più o meno partecipi, è obiettivo ricordare che dietro questi numeri ci sono persone, ci sono situazioni puntuali, c'è un supporto concreto al territorio dove il fondo opera. Ogni bilancio sociale inizia con una chiara definizione di quelli che sono i suoi stakeholder, i portatori di interesse. Ecco allora che nel caso di San in Veneto gli stakeholder sono proprio quelli che operano nel territorio dove ha tratto origine. Quindi in primis i lavoratori iscritti, i lavoratori e titolari, i familiari, le aziende aderenti, le parti costitutive che hanno scelto di porre in essere questo importante strumento, ma anche le istituzioni e, non ultimo, le risorse umane, i dipendenti del fondo che sono il vero motore dell'azione del fondo, che io estenderei anche a tutti gli operatori di sportello che ogni giorno incontrano, mettono la faccia sull'azione del fondo e ne sono i primi testimoni.
un'altra cosa che vi renderete conto è che alla domanda ma cosa fa San in Veneto, la risposta non è e non può essere solo rimborsa, perché San in Veneto non si limita a liquidare e basta. Sarebbe rimasto in una visione prettamente istituzionale, magari in un modello assicurativo. Ha scelto invece l'autogestione. Quindi San in Veneto ha innovato il suo modo di operare nel tempo, permettendo così a tutto il sistema di raggiungere dei risultati concreti. Quindi cosa fa San in Veneto? Potrei dire ogni giorno. Sì, rimborsa prestazioni sanitarie, ma soprattutto continua a informare delle sue tutele, aiuta nella prevenzione, cresce con la sua rete sportelli, sostiene il territorio, ma anche dialoga con i propri stakeholder. Queste sono tutte azioni che il Fondo nell'anno 2019 ha posto in essere, perché non c'è solo la liquidazione, ma c'è anche tutta un'attività che viene fatta verso questi soggetti che il Fondo ha scelto di tutelare. Quindi adesso ripercorriamo brevemente, dopo questa necessaria premessa, quali sono le azioni del Fondo. La prima azione, comunque resta la più importante nel supporto che dà, è quello delle liquidazioni. Questo è il trend delle liquidazioni del nostro Fondo, l'andamento. Vedete che mi ha colpito che è speculare alle slide che abbiamo visto prima di Luca Romano. Cioè vedete appunto l'aumento nel tempo delle fasce, le ultime 2 fasce, e questa non è cosa da poco, perché vuol dire che oltre alla crescita, quindi abbiamo raggiunto importanti traguardi, nel 2019 il Fondo ha rimborsato 180.000 prestazioni per 130.000 iscritti. Più di una prestazione per iscritto è un altro concetto importante, vale a dire che il Fondo comincia a essere conosciuto e viene richiesto dai propri iscritti. Il supporto, perché non è solo, come dicevo, una liquidazione, è un supporto in una situazione magari complessa da gestire da parte dell'iscritto, il supporto continua ad aumentare nel tempo sulle risorse insomma, che vengono destinate a queste categorie ed è pienamente rappresentativo dell'andamento della spesa sanitaria, quindi è adeguato e ben rappresenta i bisogni della popolazione, mi sentirei di dire dopo l'esposizione. Abbiamo provato a dare qualche elemento, non so se si legge adeguatamente online, lo trovate, sono tutte estratti della pubblicazione. Abbiamo cercato di dare 3 dimensioni delle tutele che il Fondo offre, delle liquidazioni, di questa prima dimensione dell'operato del Fondo. Che tipo di bisogno soddisfa? Perché non c'è un unico bisogno che viene soddisfatto, macro bisogno mi sentirei di dire. Qual è l'effettività della tutela e i numeri, che volutamente non sono solo l'importo economico, ma sono anche numero di prestazioni, ma soprattutto persone, teste che abbiamo, persone fisiche che abbiamo aiutato in queste situazioni, e questo permette anche di capire l'entità delle relazioni e del supporto che il Fondo pone in essere. Ad esempio il Fondo si è attivato tramite le visite specialistiche e analisi di laboratorio e diagnostica, è una delle prestazioni più richieste. Sotto queste prestazioni c'è un importante bisogno di tutela da parte dei nostri iscritti, che è la necessità di controllo e prevenzione. Posso tutelare la mia salute. Il fatto di avere un fondo che annualmente va i numeri li vedete, insomma, parliamo di 18.000 donne e 10.000 uomini che nel corso del 2019 hanno potuto fare gli screening, fare i controlli in caso di necessità di una diagnosi anche urgente, o attuare anche forme di prevenzione. Questo è un passaggio importante nella strada della tutela della salute dei nostri iscritti. Abbiamo anche una seconda categoria di necessità dei nostri iscritti, è proprio quello di essere tutelati dagli eventi onerosi, gli eventi più impattanti. Quali sono questi eventi? Sono ad esempio gli interventi chirurgici. Il Fondo è stato vicino ai propri iscritti con il rimborso delle prestazioni nate dall'effettuazione di interventi chirurgici.
parliamo di 2.300 donne e 1.752 uomini, 10.000 prestazioni, 10.000 interventi chirurgici rimborsati nell'anno. Sono numeri che danno una prima rappresentazione e verranno poi comparati nel corso del tempo. Un altro bisogno che il fondo soddisfa in modo diffuso è, ad esempio, con l'odontoiatria, l'essere vicino al fondo con le spese frequenti. Sappiamo tutti il tema dell'auto pocket, vale a dire l'esborso continuo che viene chiesto in determinate situazioni per poter avere accesso a queste prestazioni sanitarie. Ecco allora che il fondo nel 2019 con l'odontoiatria, una categoria che ha saputo ricostruire, ristrutturare, l'odontoiatria è una delle categorie dove il fondo è più attivo. Abbiamo pacchetti di prevenzione 2 volte l'anno, abbiamo 500 euro di spese di cure odontoiatriche, interveniamo sulle protesi fino a 1.000 euro, questi numeri vanno sempre ponderati con la quota di versamento. Ecco, questa è una tutela fattiva che ha coinvolto 9.000 persone nel 2019 per 27.000 prestazioni. Un'altra tutela, anzi probabilmente uno dei principali obiettivi del fondo è anche quello di essere vicino a una popolazione che lavora. Quindi il fondo ha saputo attuare delle prestazioni di fisioterapia, di lenti e di protesi proprio per essere vicino alle categorie artigiane dei propri iscritti. Anche queste sono state prestazioni molto richieste e nel 2019 ci sono state erogate quasi 30.000 prestazioni su questo ambito. L'ultimo grande bisogno dei nostri iscritti che il fondo ha soddisfatto nel 2019 è stato quello anche di avere un sostegno in determinate situazioni importanti. Ecco allora che in questa categoria troviamo le nostre liquidazioni sul pacchetto maternità. Ricordiamo che diamo fino a 5.000 euro tra le prestazioni per la procreazione medica assistita, la gravidanza e il post gravidanza, come anche l'invalidità e le prestazioni temporanee. Tutte queste tutele sono proprio fatte per aiutare nel modo migliore l'iscritto in determinate situazioni, possiamo dire particolari della sua vita, che ha più bisogno di un supporto da parte nostra. Questa, dicevo, è la prima dimensione dell'operato del fondo, però il fondo ha saputo attuare, mentre strutturava e poneva in essere le liquidazioni, anche tutta un'altra serie di iniziative ed eventi nel territorio. Ad esempio ha fatto con Veneto Welfare il Veneto Welfare Day. È stato un importante momento in cui il fondo ha incontrato tutta la popolazione nelle piazze, nei convegni, oltre agli strumenti appunto di diffusione social e via dicendo. Ha incontrato in ogni piazza dei 7 capoluoghi con delle unità mobili, ha fatto anche prevenzione. È stato un bel momento per insegnare cos'è il welfare e anche cos'è il welfare fatto dalla bilateralità che esiste da più di 30 anni. Accanto a questo ha saputo anche strutturare numerosi eventi di prevenzione con le parti costituenti. Ad esempio siamo intervenuti in eventi sportivi come la Maratona a Belluno, abbiamo fatto una giornata per la prevenzione e la salute dei lavoratori e dei lavoratori con la CGIL. Siamo andati con l'iniziativa Artigiani della Solidarietà con l'importanza del donare sangue, abbiamo fatto prevenzione cardiaca, abbiamo fatto convegni informativi sulla sanità integrativa. Insomma, abbiamo fatto un intervento diffuso anche con il supporto delle nostre parti costituenti territoriali che conoscono meglio la realtà e i fabbisogni specifici di quelle zone. Nel 2019 poi il fondo ha proseguito la sua azione anche sociale con anche dei progetti nella scuola. Ecco allora che abbiamo, oltre all'evento del Job Orienta, in cui abbiamo incontrato su questa platea e detto magari a dei futuri artigiani l'importanza del welfare e dell'adesione alla sanità integrativa nello specifico, abbiamo fatto anche dei progetti di sensibilizzazione sulle scuole. Ecco allora che eravamo
all'ENEP di Vicenza, ad esempio, a parlare di alcolismo, purtroppo è una tematica che ha forti impatti sia sul mondo della scuola che nel mondo della famiglia, ma anche nel mondo del lavoro. Ecco che San in Veneto incontrava i suoi futuri iscritti per dare la giusta sensibilizzazione, anche un'ottica di prevenzione e di corretto stile di vita. Il fondo poi ha continuato nei mesi del 2019 anche lo sviluppo della propria rete sportelli, con eventi sia di formazione, di informazione, ma anche di confronto reciproco, ad esempio per il corretto trattamento dei dati. In ultimo, il fondo, ultimo ma non ultimo come si suol dire, ha saputo anche attivarsi per tutte quelle calamità naturali che sono state dalla tempesta Vaia, che ha coinvolto 4 province, all'acqua alta, poi la grande acqua alta che ha coinvolto la città di Venezia. In tutti questi casi il fondo ha saputo essere vicino al proprio territorio, intervenendo con un servizio di supporto psicologico pronto alla popolazione in questa emergenza, sia per la calamità in sé che per anche il disagio economico nato dal fatto magari di aver perso il lavoro, avere un'attività fortemente compromessa, come anche ha attivato delle coperture gratuite per queste persone in momento di difficoltà, oltre alla sospensione dei versamenti. Insomma, sono tutti interventi in un insieme strutturato per aiutare in queste situazioni. Ci sono anche interventi minori che troverete poi nel dettaglio. Ad esempio il fondo si è attuato per le proprie, siccome funziona in autogestione, per fare in modo che le proprie tutele, le proprie riserve vincolate, obbligatorie, non restino delle somme inutilizzate presso il fondo, ma vengano ridistribuite al territorio. Ha fatto un accordo con, ad esempio, alcuni istituti in modo che tornino in liquidità a un costo agevolato per imprese sociali e sociosanitarie. Sono tutte cose che il fondo realizza quotidianamente, ma non riesce magari ad esprimere nel modo giusto. Come anche aiuta allo sviluppo dello stesso sistema dell'assistenza sanitaria integrativa, nato da poco e che necessita proprio anche di uno sviluppo, di un'autoregolamentazione del settore, sia a livello MEFO che anche con l'Osservatorio dei consumi privati della sanità. Questo è quello che il fondo è riuscito a fare nel 2019. Come ho detto, è importante capire che la sua azione non si concretizza solo nei rimborsi, ma c'è tutta un'altra attività informativa, di supporto, di sostegno che viene fatta quotidianamente, che dal punto di vista del bilancio sociale ha un valore ugualmente rilevante. Guardando al 2020 possiamo dire che questa voglia di calibrare la propria azione, di esserci in interventi molteplici, è rimasta anche nel 2020 e non si è fermata davanti alla pandemia e alle difficoltà, all'emergenza sia sanitaria che economica che ne è seguita. Ecco allora che già il 18 marzo il fondo ha saputo avviare i primi interventi della campagna Mai Così Vicini. Sono un insieme anche qua molteplice e strutturato, sono 6 famiglie di interventi, dalle agevolazioni di versamento con copertura dei lavoratori che si sono stati coinvolti poi dagli ammortizzatori sociali, nuove prestazioni sanitarie per l'emergenza coronavirus, ad esempio per l'isolamento fiduciario, ma anche per i necessari approfondimenti di screening necessari. Ha attuato un'importante campagna poi, e lo vedremo sulla slide successiva, con su indicazione delle parti sociali per una prevenzione a favore dei lavoratori a rischio Covid, come anche ha attuato, proprio alla luce del suo legame col territorio, delle donazioni per essere vicini a queste categorie che si confrontavano quotidianamente con la pandemia. Ecco allora che il fondo ha saputo donare mascherine e altro materiale sanitario nel momento in cui c'era veramente una difficoltà di reperire questi strumenti, e ha saputo aiutare così la Croce Rossa del Veneto, i medici di base del Veneto, ma anche le RSA del Veneto, che tutelano una delle fasce di popolazione più a rischio.
E poi gli interventi, come dicevo, sono stati molteplici, dalle attivazioni ugualmente delle tutele sanitarie gratuite per dipendenti e titolari familiari, ad oggi ne abbiamo attivati più di 2500 ad esempio, e il sempre presente e utile servizio di supporto psicologico di tipo emergenziale, che era disponibile online, telefonico, in remoto, utilissimo anche e fattivo nel periodo di lockdown. Mai così vicini, e concludo con questo, è seguito Riaprire Sicuri, proprio con l'accordo delle nostre parti sociali che sono voluti entrare con strumenti concreti, una campagna di prevenzione per aiutare anche i lavoratori, chi continua a lavorare in questo periodo, nella tutela attraverso materiale sanitario di prevenzione. Questa campagna è stata rafforzata recentemente, il 23 settembre, in cui si sono previsti ulteriori strumenti come i saggi diagnostici, tamponi, test rapidi, il rimborso per le spese sostenute per il vaccino anti-influenzale, ma soprattutto la previsione di una campagna di prevenzione con unità mobili nel territorio veneto, azione da svilupparsi in necessario coordinamento col Dipartimento di Prevenzione della Regione Veneto, quindi anche un intervento sinergico. Questo sono gli interventi che hanno destinato Sani in Veneto, ma non dimentichiamo che tutta la bilateralità è stata attraversata da questa necessità di strutturare degli interventi in tempi brevi e che siano il più possibile concreti per le categorie tutelate. Come bilateralità Sani in Veneto, Cobis ed EBAV si è saputo porre in essere risorse per 12 milioni di euro per lavoratori e imprese. Questo è un dato numerico, sarebbe ancora più interessante vedere poi gli eccessivi numeri alla base per capire poi il supporto che è stato dato in questa difficoltà di gestione, ma che necessitava un intervento pronto da parte delle parti costituenti. Bene, grazie al direttore che ci ha presentato dell'esposizione delle attività che come fondo abbiamo portato avanti fino adesso. Grazie anche per la capacità di sintesi, perché vi posso assicurare che non è stato facile raggruppare in pochi minuti l'attività che si è portata avanti in questi 2 anni di analisi, ma ci sarebbe da tornare indietro già dalla nascita nel 2013, ma era praticamente impossibile sintetizzare tutto quello che il fondo ha fatto. Quindi è stato un lavoro assolutamente importante. Grazie ancora per questa capacità di mettere insieme le attività in pochi minuti e in poche slide. Adesso dovrebbe esserci già in collegamento il dottor Stefano Cristignanò di Italia Welfare, il quale ci parlerà un po' dell'attività dei fondi sanitari, come si stanno muovendo, e visto che è stato un nostro valido e un supporto incredibilmente utile per Sani in Veneto, anche sulle innovazioni che abbiamo portato grazie anche al suo fattivo contributo. Dottor Cristignano, è in collegamento? Sì, ci siamo? Sì, eccomi, mi sentite? Grazie. A lei la parola. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Innanzitutto vi ringrazio per questa occasione di confronto e per questo invito ad un evento che secondo me è molto interessante e soprattutto è molto centrato su quelle che sono alcune tematiche che stiamo vivendo in questi mesi. Mi è stato affidato un compito di illustrare, seppur diciamo in maniera sintetica, una panoramica sul ruolo dei fondi sanitari in questo momento, della sanità integrativa in generale e su quelli che possono essere i possibili sviluppi delle forme sanitarie integrative, naturalmente parlando anche di quello che è stato il percorso evolutivo di Sani in Veneto negli ultimi anni. Quindi io provvederei a condividere il mio schermo per facilitare anche ecco qui.
Allora, quindi cominciamo a parlare un po' dello stato dell'arte della sanità integrativa. Naturalmente, come sapete bene tutti quanti, cioè negli ultimi anni la sanità integrativa da un punto di vista dell'impatto numerico ha subito un forte boom in Italia sotto il profilo, diciamo, soprattutto del numero degli iscritti, e questo è stato dovuto principalmente al fatto che si è manifestata una crescente attenzione da parte delle fonti istitutive, sindacali e datoriali nell'inserimento all'interno dei vari contratti collettivi nazionali delle piattaforme sulla sanità integrativa, tra l'altro con un meccanismo di adesione automatica, quindi che naturalmente ha agevolato la diffusione numerica di questi strumenti e ha dato anche, come dire, una serie di importanti supporti di tipo economico e di servizi ai lavoratori di diversi settori, di diversi settori economici. C'è da dire che, oltre all'aspetto sicuramente positivo di contribuzione al supporto alla spesa da parte dei lavoratori, oggi la sanità integrativa presenta però dei punti, diciamo, critici o di debolezza a livello di sistema. Perché questo? Perché ci troviamo davanti ad un sistema che non ha un, diciamo, quadro normativo particolarmente definito. Si parla da tantissimi anni di riordino delle forme di sanità integrativa, ce ne sarebbe un grande bisogno. E questo perché? Perché, come ben sapete, noi oggi abbiamo, quando parliamo di fondi sanitari, parliamo di diverse tipologie di fondi che danno diritto a diverse prerogative. Quindi sicuramente ci sono i fondi contrattuali o negoziali, come può essere appunto Saninveneto, che sono legati a delle categorie di lavoratori specifiche e che garantiscono soprattutto ai lavoratori dipendenti o delle coperture di tipo integrativo. Abbiamo i fondi aziendali che sono, diciamo, un po' più anziani, diciamo, rispetto ai fondi contrattuali nella loro nascita e che hanno la caratteristica di avere una maggiore platea di riferimento rispetto a, diciamo, a quella dei fondi contrattuali. Molti fondi aziendali, diciamo, si rivolgono sia ai dipendenti che ai pensionati, diciamo, di quell'azienda. Abbiamo le società di mutuo soccorso, che sono delle società tra virgolette aperte all'iscrizione dei singoli cittadini e che hanno come dire, delle caratteristiche diciamo simili a quelle delle compagnie assicurative, ma con delle invece grosse modifiche o delle grosse differenze in termini di diciamo, selezione del rischio e di diciamo, finalità no profit. Quindi sul tema dei destinatari e beneficiari oggi la sanità integrativa diciamo, ha dei perimetri diversi a seconda delle tipologie di fondi e non è sempre facile far capire o comprendere quali sono i vantaggi o gli svantaggi di queste diverse forme. Il secondo tema, che è sicuramente molto importante ed è legato al primo, sulla sanità integrativa, è legato a un regime fiscale che è un po', diciamo, squilibrato, ed è squilibrato a sfavore delle categorie dei lavoratori autonomi, che, come sapete, non potendo, diciamo, avere come riferimento i fondi, diciamo, non DOC, e quindi quelli non strettamente integrativi, di fatto non possono accedere alla deducibilità dei contributi avendo prestazioni, diciamo, che non siano strettamente integrative al Servizio Sanitario Nazionale. Quindi anche sul tema del regime fiscale ci sarebbe un gran bisogno di sistemare da un punto di vista normativo e creare un'equiparazione maggiore rispetto alle varie forme. Il terzo punto, se vogliamo, di debolezza della sanità integrativa è quello di cui si parlava anche prima, cioè fino ad oggi non c'è stata una grande sinergia, volendo, diciamo, utilizzare un ossimoro, non c'è stata, diciamo, una grande sinergia con la sanità pubblica, non ci sono state delle strategie di coordinamento, se ne comincia a parlare da poco in qualche regione, tra cui, ecco, questo l'ho segnalato subito, nella vostra regione c'è una particolare sensibilità, così come, diciamo, in Trentino Alto Adige si sta registrando una sensibilità simile,
e c'è assolutamente un gran bisogno di creare questa sinergia e questo supporto molto più forte rispetto a quello che avviene oggi. Naturalmente qui si instaura in questo discorso anche il tema dell'emergenza pandemica che stiamo vivendo. Questa emergenza pandemica ha accelerato tutti i processi e tutte le pressioni che già esistevano, ma che, come dire, erano più considerate come delle tendenze, delle pressioni, no, di medio-lungo periodo. Invece possiamo tranquillamente dire che la pandemia ha dato una fortissima accelerazione alla percezione della necessità di una integrazione maggiore tra strumenti pubblici e privati in maniera sanitaria. E questo perché, come sappiamo bene, c'è il tema delle residenzialità, c'è il tema dell'assistenza domiciliare, dopo riprenderemo anche questo discorso. Volevo aggiungere solo una piccola nota. Recentemente il Ministero della Salute ha emanato un questionario, ha chiesto ai fondi sanitari di compilare un questionario sulle prestazioni, e questo questionario ha la caratteristica di essere sostanzialmente incompilabile per l'assetto attuale dei fondi sanitari, o poco compilabile. Questo fa capire che purtroppo anche lato Ministero della Salute c'è una distanza abissale rispetto a quella che è la nomenclatura del Servizio Sanitario Nazionale rispetto a quello dei fondi sanitari, e quindi qui c'è bisogno di fare veramente un grande sforzo da parte di tutti. Quindi quali sono conseguentemente le prossime sfide che sono chiamati ad affrontare i fondi sanitari? Allora, sicuramente in primis, come dicevamo prima, bisogna aprire un processo di coordinamento e di integrazione con il Servizio Sanitario Nazionale e regionale. E su questo, come sicuramente poi sottolineerà la professoressa che seguirà al mio intervento, cioè trovandoci davanti a tanti sistemi sanitari, quindi non abbiamo un unico sistema sanitario nazionale, ma di fatto ce ne sono tanti sistemi regionali, l'aspetto della territorialità assume una connotazione di particolare importanza, proprio per garantire un'integrazione sostanziale e non solo formalistica in termini di LEA o extra LEA. La seconda sfida molto importante che i fondi sanitari dovrebbero in qualche modo intercettare e su cui dovrebbero confrontarsi riguarda alcune categorie di prestazioni che oggi sono, a mio avviso, un po' sottodimensionate rispetto alla reale necessità e rispetto a quello che sarà anche l'impegno futuro prospettico dei fabbisogni da affrontare, cioè il tema dell'assistenza domiciliare e il tema della non autosufficienza. In particolare segnalo che i fondi contrattuali, quindi quelli nati dalla contrattazione collettiva e che si rivolgono principalmente alle categorie dei lavoratori dipendenti, naturalmente devono affrontare il tema della non autosufficienza, ipotizzando di poter creare o mettere in piedi delle coperture che vadano anche al di là dell'età lavorativa, e quindi su questo è un tema su cui bisognerà fare delle riflessioni e capire anche da un punto di vista fiscale, normativo, statutario, eccetera, come allargare il perimetro di azione dei fondi sanitari negoziali. La terza sfida che ho voluto sintetizzare è quella di riuscire a disporre di informazioni puntuali sui fabbisogni sociosanitari degli associati, ma anche una capacità di analisi e di governo di queste informazioni. Sembrerà questa una cosa banale o scontata, ma vi dico che in moltissimi casi i fondi sanitari, che dovrebbero essere pienamente titolari delle informazioni relative ai propri iscritti, ai consumi sanitari, eccetera, in realtà non hanno né la disponibilità e conseguentemente non governano questo aspetto. Molti di questi casi si riferiscono a modelli di tipo assicurativo, per cui modelli che sostanzialmente prevedono una gestione delle informazioni per lo più in capo alla compagnia assicurativa piuttosto che in capo al fondo. E su questo vedremo che Saninveneto ha fatto invece dei passi molto importanti negli ultimi anni. Quarta sfida è quella, come si diceva prima, del networking con il territorio di riferimento, con gli erogatori di servizi e con il mondo della bilateralità.
cioè i fondi sanitari non possono continuare ad essere, come avviene purtroppo in molti casi, degli enti autoreferenziali che, come dire, ragionano, prendono decisioni e stabiliscono i nomenclatori in maniera del tutto indipendente rispetto al contesto in cui operano. È chiaro che anche in questo caso, come dicevo prima, il fondo negoziale o il fondo sanitario di tipo territoriale risponde da un punto di vista di modello meglio rispetto a un fondo negoziale nazionale che, diciamo, deve coprire tutte le regioni, perché ha una maggiore capacità di intercettare e di studiare il modello del proprio territorio. L'ultima sfida è quella della flessibilità gestionale e della capacità tempestiva di reazione ad eventi esterni, ad esempio pandemia. Anche qui noi abbiamo visto che in alcuni casi diciamo, i fondi sanitari hanno reagito in maniera assolutamente proattiva, e soprattutto quelli che avevano la possibilità, in base al loro modello organizzativo, di prendere subito delle decisioni, inserire delle coperture sulla pandemia, inserire, diciamo, avere la possibilità di dare un sostegno, come si diceva prima, anche ecco, a soggetti che operano sul territorio, tipo la Croce Rossa, eccetera. I fondi sanitari devono assolutamente puntare a raggiungere questa flessibilità gestionale e questa proattività proprio per affrontare al meglio le sfide che via via si presentano. Quindi, sintetizzata questo quadro sul fronte sanitario, diciamo che analizzando bene quello che è stato il percorso evolutivo di San In Veneto, possiamo tranquillamente dire che San In Veneto costituisce un esempio molto virtuoso rispetto a tanti altri fondi sanitari e rispetto alle sfide che abbiamo citato poco fa. Questo perché? Perché innanzitutto, e qui diciamo, ne sono testimoni anche tutti i partecipanti a questa assemblea, cioè ha puntato a stabilire un rapporto con gli associati basato sui principi di informazione, consulenza e prossimità, grazie naturalmente al ruolo molto importante che svolgono gli sportelli di San In Veneto. Questa è una peculiarità organizzativa del Fondo San In Veneto, possiamo dire che è quasi un unicum nel panorama nazionale. Naturalmente questo comporta delle complessità organizzative e gestionali maggiori rispetto, diciamo, al fatto di non avere, diciamo, degli sportelli che svolgano questa attività, ma d'altra parte il ritorno in termini di diciamo, accountability, di fidelizzazione, di soddisfazione della qualità del servizio, di conoscenza e prossimità del fondo, devo dire che è molto molto alto. Quindi a mio avviso, ecco, anche facendo un po' di benchmarking rispetto a quello che avviene in altre realtà, credo che il modello organizzativo di San In Veneto, basato diciamo, sull'attività importantissima di consulenza e di informazione degli sportelli, sia assolutamente, diciamo, in linea con quello che è la prospettiva di evoluzione anche diciamo, di altri fondi territoriali. Allo stesso modo, San In Veneto diciamo, ha già cominciato e ha già avviato diverse iniziative sinergiche con il proprio territorio di riferimento e con gli enti bilaterali con cui, diciamo, collabora in maniera stabile. Quindi anche su questo, rispetto a quello che dicevamo prima, la sfida del networking e dell'inserimento in un contesto territoriale, anche su questo San In Veneto ha già dato atto di essere particolarmente sensibile e di svolgerlo in maniera efficace. Questo grazie anche al clima e alla collaborazione, all'ambiente collaborativo che esiste tra le parti sociali, le parti istitutive, le organizzazioni sindacali e via dicendo. Un altro aspetto molto importante legato al tema dei beneficiari, che abbiamo detto che è un tema come dire, che a volte risulta poco inclusivo, no? Il welfare occupazionale, così come viene a volte definito. Anche su questo tema San In Veneto ha fatto dei passi avanti attraverso l'introduzione di piani sanitari ad adesione volontaria. Quindi in questo caso possiamo dire che San In Veneto ha voluto approfondire ed ha, diciamo, implementato una modalità che consentisse una maggiore inclusione
delle coperture a una platea di iscritti o familiari piuttosto che altre categorie che non fossero direttamente e necessariamente coperti dalle previsioni contrattuali. E questo si lega molto, a mio avviso, in quel filone di sviluppo e di ulteriore evoluzione che dovrebbe portare poi ad affrontare i temi, ad esempio, della non autosufficienza. Un altro aspetto molto importante che ha contraddistinto più che altro a livello di organizzazione interna Saninveneto è stata la scelta di un passaggio graduale da un modello totalmente assicurato ad un modello totalmente autogestito dei rischi sanitari. Naturalmente anche in questo caso il fatto di autogestire dei rischi comporta delle maggiori responsabilità in capo al fondo, degli oneri sotto il profilo dei presidi di controllo e di governo delle informazioni, degli andamenti statistici, delle previsioni, delle proiezioni, eccetera, di equilibrio tecnico del fondo, ma rispetto a questa maggiore, necessità di controllo che deriva dal modello autogestito, ci sono tantissimi vantaggi, alcuni dei quali li abbiamo citati in precedenza. Per esempio il fatto di disporre di un set informativo molto puntuale sui fabbisogni sociosanitari dei propri assistiti, così come allo stesso modo di poter prendere delle decisioni molto tempestive laddove si verifichino degli eventi particolari e straordinari. Quindi solo un modello autogestito consente di avere questa flessibilità, o comunque anche parzialmente autogestito, consente di avere questa flessibilità di reazione da parte del consiglio di amministrazione, delle parti sociali, nel poter anche valutare di implementare, decidere di utilizzare fondi di dotazione o di riserva per implementare ed affrontare meglio delle situazioni straordinarie. Al passaggio dal modello autogestito naturalmente si è accompagnata l'implementazione di una piattaforma gestionale propria da parte del fondo. Anche questo è un passaggio molto importante, cioè nel senso che la piattaforma gestionale crea quella interfaccia e quella fidelizzazione diretta nei confronti dei soggetti esterni, quindi sia degli iscritti che degli sportelli e via dicendo, e quindi consente di creare e di rafforzare il rapporto diretto di scambio di informazioni tra il fondo e la propria platea. Quindi anche questo non è una cosa scontata, ce l'hanno pochissimi fondi negoziali, è un cantiere che è stato recentemente sostanzialmente chiuso e quindi ha avuto avvio l'operatività di questa nuova piattaforma gestionale, ed è secondo me un aspetto davvero molto importante perché fa capire la volontà del fondo di voler proprio prendere in mano le informazioni di cui è titolare e quindi gestirle al meglio nell'interesse degli iscritti. Accanto a questi passaggi importanti dell'autogestione della piattaforma gestionale, il fondo ha anche richiesto ed ottenuto la personalità giuridica. Questo è un aspetto, che dà una garanzia di autonomia patrimoniale al fondo stesso e secondo me è assolutamente pertinente e allineato con la scelta del modello autogestito. Anche questo è un passaggio particolarmente importante. Sul fronte organizzativo, ho notato con molto piacere e quindi avendo la fortuna di lavorare con Saninveneto, che c'è una grande sensibilità da parte del Consiglio e delle parti sociali nel valutare e nel revisionare in maniera periodica l'assetto gestionale delle prestazioni del fondo. Quindi non di, è una sorta di ciclo continuo di valutazione di adeguatezza dei servizi e delle prestazioni garantite dal fondo, e questo è un principio molto importante che tra l'altro secondo me sarebbe uno dei capisaldi di una nuova normativa sui fondi sanitari, cioè è assolutamente opportuno che il fondo, in base all'andamento dei fabbisogni, in base alle necessità emergenti, valuti tempo per tempo l'adeguatezza dei propri assetti. Questo non è scontato, ci sono molti altri fondi che semplicemente svolgono le valutazioni periodiche solo in occasione dei rinnovi contrattuali delle coperture assicurative. Su questo invece Saninveneto ha dimostrato e sta dimostrando una sensibilità molto alta proprio per cercare di
di garantire, diciamo, nel tempo sempre un miglior livello di servizio e diciamo, la copertura di quelli che sono i fabbisogni che vengono dalla platea di riferimento. Da ultimo, e concludo, ci sono 2 progetti che in questo momento costituiscono già dei cantieri in qualche modo aperti e da sviluppare. Uno di questi è l'apertura di un canale di dialogo con il sistema sanitario regionale, ne ha parlato prima Luca Romano e sicuramente ne parlerà dopo la professoressa Cavazza, che sarebbe anche qui, diciamo, un percorso virtuoso e spero che possa aprire la strada anche ad altre realtà a livello, diciamo, regionale, perché sicuramente oggi ce n'è un gran bisogno. E quindi io spero che questo dialogo possa far superare, diciamo, poi definitivamente quella diatriba, secondo me un po' sterile, su integrativi, sostitutivi, eccetera, andando proprio nella sostanza a dire come i fondi possono supportare concretamente il sistema pubblico. E da ultimo, come dicevo, questa sfida sull'assistenza domiciliare e sulla non autosufficienza, che in qualche modo è già stata oggetto di diciamo, approfondimento da parte di San Veneto nei mesi scorsi, se ne sta parlando in questo momento, si stanno studiando tutte le possibili soluzioni anche sotto il profilo della fattibilità tecnica, fiscale e giuridica, e quindi io spero che nei prossimi mesi il fondo anche su questo tema possa, diciamo, confermare il suo livello di virtuosità rispetto a quello che è il panorama degli altri fondi sanitari. Io vi ringrazio, spero di non avervi annoiato troppo, se ci sono delle domande sono a disposizione. Bene, grazie dottor Castrignanò, grazie per il suo intervento. Mi pare solo di poter dire che ha lanciato le nuove sfide sulle quali San Veneto dovrà confrontarsi, dal coordinamento con il Servizio Sanitario Nazionale, l'assistenza domiciliare, la non autosufficienza, il collegamento, l'irradicamento con il territorio per le sue specificità, il superamento dell'autoreferenzialità dei fondi complessivamente parlando. Quindi tutti temi che, come dire, sulla quale stiamo già lavorando, sono le sfide per il nostro prossimo futuro, così come ha messo in evidenza come dire, la virtuosità del nostro fondo per l'essere molto vicini agli utenti. L'attività dei sportellisti fondamentale per quel rapporto di vicinanza, di collegamento, di risposta, di aiuto, di consulenza, di vicinanza alle proprie problematiche. Ecco, questa panoramica anche sulle innovazioni che ci proietta sul prossimo futuro per il nostro fondo. Grazie, dottore. Adesso, grazie a voi. Prego. Adesso c'è nella scaletta la professoressa Marianna Cavazza della Bocconi di Milano, credo che sia già in linea. Datemi conferma. Eccola qua. Grazie. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno. Comincio. Innanzitutto grazie davvero dell'invito, sono veramente molto contenta di essere qui presente per questo importante momento appunto di presentazione del bilancio sociale di San Veneto, del primo bilancio sociale. Ecco, sottolineo il primo, perché spesso a volte si fa il primo, poi non si fa il secondo, il terzo, il quarto, ma sono sicura che invece voi andrete avanti anche negli anni a dare appunto questo strumento di accountability al territorio e ai vostri assistiti. È uno strumento di comunicazione, credo, veramente importante. Adesso provo a condividere la presentazione. Scusate, ecco. La vedete?
Sì, professoressa, la vediamo, grazie. Perfetto. Ecco, questa è molto brevemente l'agenda. Ci sono delle cose che riprenderò dei concetti, dei dati che sono in parte già stati presentati oggi e su cui andrò più velocemente. Credo che sia comunque sempre importante tenere a mente questi dati che ha già poi illustrato molto efficacemente il dottor Romano, declinandoli sul Veneto, però teniamo sempre appunto in conto che almeno nella fase pre-Covid, quando parliamo della spesa sanitaria in Italia, abbiamo una spesa sanitaria pubblica che si aggira sul 1.900 euro, quindi 6,5% del nostro PIL. Come dice il mio collega Longo, eravamo un sistema molto parco, e dall'altra abbiamo un out-of-pocket, una spesa sanitaria privata che più o meno è abbastanza in linea con gli altri paesi, non siamo, è cresciuta leggermente ma non in modo diciamo drammatico come ad esempio è accaduto in Grecia, però la cosa che a me colpisce sempre molto è che comunque un 23% di questo 26% è out of pocket, quando invece in un paese come la Gran Bretagna, con cui di solito ci confrontiamo perché abbiamo uno stesso sistema sanitario basato appunto su un servizio sanitario nazionale, non su un'assicurazione sociale, eccetera, vediamo che la quota intermediata arriva al 5%, e tra l'altro questo è un dato anche conservativo perché non sono inclusi una serie di servizi definiti non assicurativi, ma che comunque sono appunto percepiti dagli inglesi a pieno titolo come integrativi. Come vengono spesi questi 660 euro? In parte l'abbiamo già visto e anche i dati appunto di San Inveneto ce lo confermano, soprattutto sulle visite specialistiche e sulla riabilitazione, dove la quota dell'intermediato arriva al 5%, che è l'area diciamo dove appunto la sanità integrativa è maggiormente presente, ma anche appunto la quota di spesa out of pocket è maggiore. Questo per i servizi. Per i beni, quindi prodotti farmaceutici fascia C, e poi c'è il brand appunto che fa comunque quasi 1 miliardo. Vediamo che anche qui appunto abbiamo una quota del 38% che poi sale al 74% per gli apparecchi terapeutici e altri presidi medici durevoli, e anche qui vediamo che la quota diciamo di spesa intermediata diventa rilevante. Questo in qualche modo ci dice che forse la sanità integrativa sta arrivando dove effettivamente ce n'è più bisogno, dove il carico comunque del singolo di tasca propria è più consistente. Questo è uno studio che abbiamo fatto, una stima, un esercizio diciamo, per capire com'è questa domanda, come si comporta la domanda per le prestazioni sanitarie private. È elastica o rigida, come direbbero gli economisti? Cioè, se c'è una variazione dei prezzi, diminuisco la mia domanda, scusate, se c'è un aumento dei prezzi diminuisco la mia domanda oppure continuo comunque a domandarla. Ecco, vediamo che la sanità in generale, la spesa sanitaria privata corrisponde a una domanda rigida, cioè io comunque continuo a domandarla al di là delle quelle che possono essere le variazioni dei prezzi. Questo chiaramente è il blocco unico, ma se andiamo in qualche modo a declinare le varie aree, vediamo che invece su gli altri prodotti e servizi dentistici la domanda è elastica, cioè quindi in qualche modo sono un bene di lusso percepito, ma e quindi forse la presenza della sanità integrativa è ancora più importante perché in realtà non sono dei beni di lusso, come sappiamo bene, mentre invece sui medicinali vediamo che la domanda è rigida, quindi anche al variare, all'aumentare ad esempio dei prezzi,
i consumatori, se mi passate il termine, italiani continuano comunque a domandarle nella stessa quantità. Credo che queste siano informazioni utili proprio un po' nella prospettiva che diceva prima il dottor Canistragnò, cioè di avere una percezione del mondo in cui ci muoviamo e come appunto la sanità integrativa può intervenire. Perché comunque gli italiani domandano appunto prestazioni sanitarie al di fuori dell'SSN, vediamo che la prima motivazione è la fiducia nella struttura e nel professionista. Mentre almeno questa è un'indagine Istat fatta qualche anno fa, adesso forse il risultato sarebbe un po' diverso, ma però ci sembrava anche importante sottolineare il fatto che la lista d'attesa è diciamo secondo, dietro appunto la motivazione della fiducia. Questi appunto sono dati che abbiamo già in parte visto, a cui si accennava già prima, cioè questo 3% di spesa intermediata che sale al 5% nella riabilitazione o nei presidi durevoli. Dietro c'è stato un grande movimento, un grande cambiamento, come sappiamo, come voi avete vissuto anche voi in prima persona. Abbiamo visto appunto un incremento del numero di assistiti. Questa è una stima molto ottimista fatta da RBM Salute. Ci sono stime più conservative, ma comunque dà l'idea di che cosa è successo negli ultimi anni, mentre vediamo che la spesa sanitaria intermediata non è cresciuta nella stessa proporzione. Una delle motivazioni è appunto che la crescita del settore è riconducibile soprattutto all'istituzione dei fondi sanitari contrattuali, che hanno rispetto ai fondi aziendali delle coperture diverse, cioè più limitate, con appunto anche quote di rimborso più contenute. Qui si potrebbe aprire un dibattito anche su altre motivazioni che spesso vengono riportate, però appunto qua mi sembrava importante comunque segnalare questa evoluzione del settore. Come un altro aspetto che spesso non viene tanto appunto preso in considerazione è quello proprio appunto di come varia anche sul territorio la sanità integrativa. Questa è sempre l'ho ripresa da una presentazione di RBM Salute che fa questa clusterizzazione un po' particolare, dove appunto abbiamo i fondi sanitari contrattuali, quelli aziendali, quelli appunto previdenziali che sono riconducibili in realtà agli ordini professionali, quindi avvocati, notai, ingegneri, architetti, eccetera, fondi sanitari legati alla pubblica amministrazione, quindi magari ai comuni, a volte anche i ministeri hanno dei loro fondi sanitari integrativi, poi c'è l'INAIL, l'INPS, eccetera. Ecco, che cosa succede? Succede che in realtà appunto vediamo che la diffusione dei fondi sanitari integrativi rispecchia in modo veramente piuttosto preciso quello che è anche l'assetto economico, il profilo economico del territorio, e quindi vediamo una concentrazione dei fondi sanitari aziendali contrattuali nel nord-ovest e nel nord-est, con invece un incremento diciamo dei fondi sanitari legati alla pubblica amministrazione nel centro-sud, e poi appunto abbiamo questa colonna arancione dei fondi sanitari territoriali concentrati sul nord-est. Ne parlavamo col dottor Trabucco, e chiaramente anche questo è un fenomeno legato, almeno per ora, poi vediamo se magari in futuro si troveranno altre declinazioni,
per la diffusione, legato appunto a quello che è la caratteristica produttiva del territorio del nord-est, dell'artigianato, una forte bilateralità che ha portato appunto a una diffusione, a una forte presenza dei fondi sanitari territoriali, che appunto qui vediamo un po' riportati. Se quindi c'è una, diciamo, scusate, come si può dire, un impatto del territorio sulla presenza delle tipologie di fondi sanitari integrativi, vediamo anche che il territorio impatta anche su come vengono utilizzati i fondi sanitari integrativi dagli assistiti. Questa è una slide di un lavoro che abbiamo fatto con il Fondo di Intesa San Paolo, ma se andate sul bilancio sociale di Unica, che è il fondo di Unicredit, trovate appunto dati simili. E che cosa ci dice? Ci dice sostanzialmente che in questi fondi dove abbiamo una popolazione simile per reddito, per fascia di reddito e per livello di istruzione, che sono in realtà tra le determinanti più importanti nella domanda di prestazioni sanitarie, quindi anche nella relativa spesa. Ecco, qui abbiamo una popolazione che invece è omogenea da questo punto di vista, e però vediamo che la spesa, l'utilizzo quindi anche del fondo diminuisce da nord a sud, a parte Roma, a parte il Lazio, dove c'è se mi passate il termine, il vulnus di Roma, come direbbe un bravo assicuratore, con appunto una concentrazione dell'offerta dove probabilmente c'è anche un problema proprio di domanda indotta dall'offerta, e lo stesso si ha su Milano. Però appunto il tema qual è? Il tema è che appunto c'è questa chiaramente una minor utilizzo del fondo sanitario integrativo, perché noi ci siamo dati questa risposta, cioè che dipende dal contesto in cui si trova sanitario, si trova l'assistito. Cioè se tu sei vivi in una regione con un servizio sanitario regionale che spende tanto, finirò anch'io per spendere tanto personalmente. Sarò maggiormente abituato a prendermi cura di me stesso e della mia salute, e avrò probabilmente anche una rete di offerta a cui è più facile accedere. Se sono in una regione dove già il mio servizio sanitario regionale spende poco e dove forse ho anche un'offerta più frammentata, più difficile a cui accedere, anche se ne ho la possibilità, diciamo, individualmente di spendere, non vado a integrarla, non vado ad aumentarla, ma mi allineo a quello che è il mio contesto regionale. Questo credo che sia un messaggio molto, molto importante, che chiaramente mette in difficoltà anche appunto questi fondi sanitari che hanno una copertura nazionale, perché si trovano appunto a dover operare in realtà estremamente diverse, dove quindi hai contesti come Milano e Roma, dove appunto possiamo dirlo, c'è probabilmente una domanda indotta dall'offerta, a regioni come appunto la Basilicata, la Sardegna, la Calabria, eccetera, dove invece il contributo del fondo dovrebbe probabilmente essere quello di aumentare in qualche modo la spesa del proprio assistito, perché questo appunto comporta una maggior cura di se stesso. Questa situazione in qualche modo la vediamo in questo dato di Istat, che purtroppo non è più stato aggiornato, cioè si andavano a rilevare se c'era stato almeno un contatto in un anno con questi servizi sanitari, quindi dalla farmacia all'assistenza domiciliare. Allora qui abbiamo l'Italia e il Veneto. Ecco, a me ad esempio il dato che colpisce molto è la vaccinazione antinfluenzale, dove vediamo un 17% medio italiano contro un 42% veneto. Vediamo appunto l'odontoiatria con un 51% contro il 37%. Vediamo le visite specialistiche.
Però vediamo anche che se sul pronto soccorso invece i dati sono molto più allineati, perché evidentemente poi i problemi sono diciamo, gli incidenti o questo tipo di situazioni sono più simili chiaramente nel territorio italiano, però invece vediamo appunto che c'è una maggiore attenzione evidentemente da parte dei veneti appunto rispetto alla propria salute e ci investono. Ci investono però tenendo anche conto di quello che c'è già, perché questo era una rilevazione fatta da RBM Salute nel 2013, quindi lo stesso anno appunto di questa rilevazione Istat, sulle appunto ripartizione degli importi richiesti ai fondi per ambito sanitario e macro area. Questi chiaramente erano i fondi gestiti da RBM Salute, quindi è un dato che va preso così. Però credo che sia importante questo 28% di prestazioni rimborsate nell'ambito dell'ospedalizzazione degli interventi correlati. Cioè è noto che in Veneto, ma anche in Trentino, si va negli ospedali pubblici. Si va poco negli ospedali privati, anche perché ce ne sono effettivamente pochi, quindi diventa anche qui quella che è la rete territoriale e quella che è diciamo, la qualità anche percepita del servizio sanitario regionale chiaramente influenzano notevolmente poi le scelte dei cittadini. Questo riprende un po' appunto il discorso del mio relatore precedente. Io quando penso appunto alla sanità integrativa da una parte e la sanità dall'altra, appunto mi viene sempre in mente appunto un Giano Bifronte, una statua con un solo corpo ma due teste che appunto che guardano in due direzioni diverse. Abbiamo da una parte appunto la sanità integrativa, che comunque anche essa risente, chiaramente abbiamo visto, della variabilità e del territorio italiano, che però è cresciuta in modo autonomo, senza mai avere in qualche modo delle connessioni con il sistema sanitario pubblico e avendole invece con quello privato, ma spesso in modo a volte attraverso appunto in genere attraverso i TPA e non direttamente, e dall'altra appunto abbiamo avuto il Servizio Sanitario Nazionale che appunto si è consolidato per nostra fortuna in questi 40 anni, si è trovato adesso ad affrontare delle criticità sempre maggiori, però ha sempre guardato con sospetto il mondo della sanità integrativa, e dall'altra, lasciatemi anche dire, la sanità integrativa ha sempre cercato di non farsi vedere per molti anni. Quindi il risultato qual è stato? Il risultato è stato che alla fine, come si accennava prima, quando il Ministero della Salute chiede appunto arriva a chiedere una maggiori informazioni, dati sulle prestazioni, sull'attività dei fondi sanitari integrativi, è chiaro che il punto di partenza sono i LEA, che i livelli essenziali di assistenza, perché quello è il suo linguaggio. Giustamente anche, però chiaramente si pongono tutta una serie di problemi, perché dall'altra i fondi sanitari integrativi non hanno in qualche modo subito il decreto Turco e Sacconi con il famoso 20%, e non hanno poi ulteriormente investito appunto su altre aree di effettiva integrazione con l'SSN. E quindi forse quello che si ricordava prima, qualcosa di unico sicuramente è stato appunto, sono stati i due decreti, le due delibere regionali della Regione Veneto del 2015, poi pubblicato nel 2016 e l'altro del 2017,
in cui appunto si è cominciato a prendere sul serio la presenza sul proprio territorio dei fondi sanitari integrativi. Questo vi dico è veramente un unicum, perché un paio di anni fa abbiamo fatto un'indagine con le direzioni amministrative degli ospedali del centro-nord, chiedendo loro se avevano convenzionamenti con fondi sanitari integrativi. Allora, devo dire che dal Veneto ci hanno risposto tutti, dicendoci sì, no, ni, ci stiamo provando, perché c'era stato appunto un primo tentativo con Unisalute, promosso anche dalla regione. Nelle altre regioni c'è anche successo di avere delle risposte anonime, cioè la direzione amministrativa in qualche modo ci diceva io ti rispondo perché mi interessa questo tema, però preferisco rimanere anonimo perché non so come a livello di regione si potrebbe reagire. Credo che questo sia così indicativo della difficoltà di creare questo rapporto, di costruire questa interazione. Noi ci stiamo provando appunto, tra l'altro tra le varie iniziative a cui si accennava prima appunto di Saninveneto con la Regione Veneto, con il Servizio Sanitario Regionale, ce n'è anche una a cui stiamo partecipando con l'ULS 8 di Vicenza. È un percorso molto, forse devo mettere una strada ancora più che una strada asfaltata, un sentiero di montagna con molti ostacoli, però sicuramente c'è la cosa che ci ha colpito è l'interesse e la volontà comunque di farlo. Poi ci sono tutti gli aspetti tecnici da sormontare, ma siamo fiduciosi di arrivare sicuramente a un risultato positivo. Grazie dell'attenzione. Grazie professoressa per il suo contributo, grazie per averci anche portato una panoramica importante del contributo che ci sta fornendo con la sua sede universitaria. Io a questo punto della mattinata siamo nei tempi previsti. Do la parola a Mirko Casteller, responsabile dell'unità operativa di Veneto Welfare, di sede in Veneto Lavoro, per il suo contributo sulla valorizzazione di quello che è il sistema di welfare nel territorio del Veneto. A te la parola, Mirko, grazie. Grazie. Prima di entrare nel merito poi di un piccolo aiuto con le slide che mi sembra sia stato un po' utilizzato dai vari relatori, mi permetto di ringraziare a nome dell'unità operativa Veneto Welfare, una startup innovativa nata un po' recentemente e pubblica, e soprattutto a nome di Veneto Lavoro e all'assessorato dell'assessore Elena Donazan, politica del lavoro, istruzione e formazione del Veneto, ringrazio in modo particolare l'invito ricevuto, ringrazio il neopresidente Antonio Morello, il vicepresidente Alfio Calvagna e in modo particolare ringrazio anche la particolarità degli interventi e di supporto tecnico avuti dal direttore Jimmy Trabucco, che non ha mai mancato nei vari momenti di avere elementi di confronto trasversali non solo con il pubblico ma anche un po' con tutta la bilateralità del Veneto. Come dicevo, prima di entrare con le singole slide mi permetto di dare due riflessioni di contesto. È indubbio che abbiamo assistito negli ultimi anni a un rafforzamento della bilateralità, sia sotto il profilo della filosofia ma soprattutto, se mi permettete, anche della strumentazione, degli strumenti a servizio del vostro fondo ne è chiara testimonianza. Come Veneto Welfare, come unità operativa, poi vedremo velocemente, Presidente, quelli che sono gli obiettivi dell'unità operativa proprio per vocazione istituzionale, riteniamo tutti questi fenomeni li riteniamo decisivi per discutere di bilateralità, soprattutto perché derivano dalla contrattazione collettiva regionale.
Quindi la bilateralità è il sostegno, è il futuro, ma soprattutto è la prospettiva dell'evoluzione naturale di una contrattazione collettiva regionale attiva. Premetto subito che non parlerò, se non marginalmente, di sanità pura, ma affronterò il tema del welfare con una logica integrata. Ciò nonostante, in termini di sanità, se mi permettete, una riflessione la pongo. Oggi noi dobbiamo assolutamente affrontare quello che è il tema della sanità integrativa, non come sostitutiva, ma come complementare alla sanità pubblica, e soprattutto dobbiamo tenere presente che la dimensione regionale e la vicinanza alle esigenze del territorio e delle persone permette anche per la sanità, sia essa pubblica che privata o integrativa, definiamola così, di recuperare prestazioni più aderenti al territorio stesso. Cioè, questi sono i fondamentali all'interno dei quali, quando mi sentirete parlare, sentirete l'unità operativa parlare di sanità, essendo un'unità operativa che ha come punto di riferimento una legge storica, in 2017 e 2018, in particolare è la numero 15, noi affrontiamo tutto quello che è previdenza complementare e welfare integrativo dal punto di vista, diciamo, dei fondi della sanità e soprattutto dei fondi della previdenza complementare. Non sconfiniamo, se non marginalmente, nella discussione integrata del welfare al tema della sanità. Questo per noi è una cosa molto importante, perché ne deriva poi una competenza specifica dell'unità operativa. Andrò via molto veloce nelle prime slide, perché non voglio appesantire quello che è poi l'intervento, i punti che ritengo un po' più fondamentali successivamente. Qui velocemente, qual è l'obiettivo dell'unità operativa? È quella di promuovere lo sviluppo a livello regionale, territoriale della previdenza complementare. L'impianto dell'unità operativa, ma della legge stessa, è quella di valorizzare le esperienze territoriali regionali. Tra le azioni che ha messo in piedi l'unità operativa c'è sicuramente un coordinamento degli attori del sistema regionale, una promozione, una cultura, un'informazione, un'assistenza, lo citava bene prima il direttore Jimmy Trabucco, dell'esperienza fatta con il Welfare Day. Il Welfare Day ha coinvolto tutte le parti sociali in Veneto, ha coinvolto anche non solo fondi contrattuali, ma anche come interlocutori fondi negoziali, quindi principalmente finanza e assicurazioni, una visione poi complessiva. Tra le azioni principali, come dicevo vado via abbastanza veloce in questa prima parte, abbiamo dato vita a un osservatorio regionale sul welfare, abbiamo anche recentemente avviato una Welfare Academy e soprattutto, quest'ultimo punto, il tema strategico dell'unità operativa è l'accreditamento regionale per le forme di welfare collettive. Che cos'è l'accreditamento? L'accreditamento è uno strumento, definiamolo così, che consente alle forme di welfare collettive in possesso di determinati requisiti, la sto leggendo semplicemente perché è fortemente vincolante ed è stato frutto di forte mediazione tra tutte le parti sociali, di ottenere il riconoscimento da parte della Regione diventando potenziali destinatari delle misure di incentivazione e sostegno. Nel mese di novembre quasi sicuramente avremo questo avvio dell'accreditamento, ai fondi verrà data la possibilità di accreditarsi attraverso una procedura informatizzata e da quel momento in poi sarà possibile diventare anche soggetti che intercetteranno delle risorse finanziarie pubbliche complementari poi a quelle che sono già a disposizione dei fondi stessi. Nello specifico, a questo punto, premessa questa parte un po' indicativa necessaria per spiegare che cos'è l'unità operativa, esiste poi un sito di riferimento che è www.venetowelfare.com, da cui quindi rinvio a quel sito. Entrerei nel merito un po' delle riflessioni che mi sento di portare a questo tavolo. Il contesto in cui noi ci muoviamo oggi vede da un lato sistemi di welfare, da un lato, anche se integrati, il tema delle politiche sociali. Pensate che il welfare è affrontato in Veneto, probabilmente è distribuito su almeno 3 assessorati, quindi quando parliamo di politiche sociali oggi non possiamo ridurci solo ed esclusivamente a logiche
permettetemi, le metto tra virgolette assistenziali, ma sono fortemente elementi discriminanti per l'integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche industriali. Non possiamo ridisegnare un territorio in assenza oggi della terza gamba, poi la vedremo come questa si può declinare nella bilateralità. E gli interventi possibili. È vero che oggi, se parliamo di welfare, la sintesi non è facile, non è così semplice. Perché? Perché cos'è un sistema di welfare? Anche qui sto ripetendo cose che sono conosciute. Sicuramente abbiamo un ruolo strategico dello Stato, abbiamo però, non dimentichiamolo, un ruolo decisivo dei corpi intermedi, della rappresentanza, sia dei lavoratori che delle imprese. Non possiamo dimenticare il mercato e soprattutto un sistema di welfare strategico che è la famiglia, sulla quale spesso sono scaricate anche i vuoti del welfare state, cioè quelle assenze, e vengono colmate poi dalla famiglia. Questo perché non per una logica etica, morale, ideologica, semplicemente perché noi sappiamo che i flussi di patrimoni privati in Italia sono superiori a quelli che sono i flussi di carattere pubblico. Il patrimonio, la disponibilità finanziaria, la capacità economica in Italia è concentrata soprattutto nelle strutture private. Sempre andando avanti, cos'è un sistema di welfare? Anche qui insieme di politiche e interventi pubblici connessi al processo di modernizzazione. La modalità di allocazione delle risorse, questo mi permette di introdurre poi il tema su base regionale. L'assistenza sociale, abbiamo una copertura di carattere universale, un'assicurazione sociale e poi la sicurezza sociale. Nello Stato abbiamo questi 4 livelli, le prestazioni, il finanziamento e esempi di politiche. I modi in cui la società organizzata è complessivamente le condizioni, opportunità, assistenza. Ancora una volta, che cos'è il welfare, sistemi di welfare, da quale combinazione? Poi capiremo perché troviamo tutto questo. Guardate la spesa sociale per i settori in alcuni paesi dell'Unione Europea. La spesa sociale nel settore, per quanto riguarda l'Italia, siamo circa famiglie minori al 5° posto, per non parlare della disoccupazione. Politiche sociali più importanti, andiamo sempre avanti. Questa è la logica con cui si muovono i sistemi di welfare a livello regionale e soprattutto a livello nazionale. Dicevo prima, mettendo assieme politiche, mettendo assieme sistemi di bilateralità e strumenti. Andiamo sempre avanti. Queste sono sempre slide che io lascerò agli atti, mi interessa però concentrarmi da questa slide in poi. Abbiamo uno straordinario incremento della durata della vita. Il Covid sta intervenendo in modo incisivo in alcuni paesi perché comunque, benché se ne dica, esiste una correlazione tra il rischio malattia e l'età dei soggetti. Quindi noi ci troviamo oggi in una situazione in cui l'Italia è la speranza di vita alla nascita a 60-80 anni per sesso dal 1950 al 2055 sta crescendo e sta crescendo in modo esponenziale. L'ulteriore dato che dobbiamo tenere in considerazione è la spesa per pensioni. Quanto inciderà questo nel PIL? Sta crescendo anche questo in modo esponenziale. La dimensione del sistema previdenziale in Italia è una dimensione che si sta spostando sempre di più verso una forma di sbilanciamento tra il numero delle pensioni, quindi dei pensionati, ma soprattutto il numero degli occupati. Tutti questi dati, il bilancio delle pensioni, ancora una volta, saldo entrate e uscite al lordo delle tasse, se noi guardiamo le entrate diminuiscono. Quindi si sta invecchiando, meno occupati rispetto ai pensionati, all'età pensionabile e contemporaneamente meno entrate. Diciamo che ci stiamo avvicinando pian piano a quella che forse veniva definita una sorta di tempesta perfetta, che può essere compensata oggi dalla previdenza.
Guardiamo il totale a carico della fiscalità generale, anche questo in crescita esponenziale. Immaginiamo oggi le difficoltà economiche che si stanno vivendo sia da parte dei lavoratori che delle imprese e quanto queste influenzeranno poi il minor gettito fiscale e su questo la rimodulazione dei servizi primari di Stato. Il numero delle prestazioni assistenziali sono di natura assistenziale, si mantengono, sono in crescita i dati. Tutto questo, se non bastasse, si inserisce in un percorso molto, molto più ampio, che è la situazione pandemica che stiamo vivendo di emergenza sanitaria. Quindi come quei dati che abbiamo visto prima si evolveranno, probabilmente nessuno ha un modello previsionale garantito. È naturale che nell'intervento che ci è stato chiesto qua oggi lo stimolo iniziale, ricordo nella locandina, nell'invito, era il concetto di bilancio sociale. Allora, il vecchio modello che integrava la logica del bilancio sociale, quindi il bilancio di mandato economico classico, con le logiche di territorio più o meno di sostenibilità o di ambiente, vedeva quello che voi vedete nella parte destra dello schermo. Oggi non è più possibile ragionare con quel modello lì. Oggi bisogna parlare di bilancio integrato, è necessario mettere assieme i vari bilanci che ci sono all'interno di un'attività e portarli a quella che è poi la visione di bilancio integrato. Il tema di bilancio integrato non può essere applicato solo all'impresa, fine a se stessa, o all'attività del fondo, ma deve essere una logica di espansione della bilateralità con la terza gamba, e la vedremo, cioè il concetto di trilateralità, dove gli enti locali, i comuni, le istituzioni, l'ente pubblico diventa strategico. Quindi oggi sempre di più questa terza gamba, poi lo vedremo, alla fine diventa probabilmente uno degli elementi di sostegno necessari per una ripianificazione di quelle che oggi sono i cambiamenti, qualcuno dice riforme in atto, di evolutive della bilateralità. Però, ancora una volta, non possiamo dimenticare, lo citava bene prima il vicepresidente Calvagna, che siamo all'interno, nella fase iniziale della presentazione, siamo all'interno di un contesto che speriamo essere solo congiunturale, non strutturale, di cambiamento dato da un'emergenza sanitaria. Questo vi ho lasciato una storia delle pandemie, citando un po' una vocazione, diciamo, dopo 7 anni, casualmente, dopo 7 anni ci siamo trovati un'ulteriore pandemia. I dati qui del giugno 2020, qualcuno di voi potrebbe dire, ma Casteller, lei ci dà i dati del giugno 2020, ma esce una struttura che fa ricerca come Veneto Lavoro e non ci dà i dati. No, io volontariamente vi ho dato i dati del giugno 2020 perché il previsionale degli effetti della sanità, dell'emergenza sanitaria oggi possono essere fatti solo in un termine di istantanea, quindi stamattina, ma non ci sono possibilità di previsione di che cosa succederà nei prossimi 2 mesi, nei prossimi 3 mesi. Quello che è certo è che finita la prima fase della pandemia noi avevamo una situazione di questo genere in Veneto. Quindi a giugno 2020 questi erano i dati. Sempre continuando, i dati rispetto all'occupazione sempre a giugno 2020 erano questi, quindi immaginiamo la potenza della prima pandemia, rapportiamola, o meglio, della prima fase, rapportiamola all'evoluzione della seconda, possiamo già fare delle previsioni tendenziali che ci metteranno delle sfide significative davanti. Quindi, che cosa sta succedendo? E qui vado alle conclusioni, o meglio alle considerazioni prima delle conclusioni. Sicuramente ci troviamo di fronte a una necessità di integrare subito, immediatamente, i sistemi di welfare. Cioè il welfare complementare deve integrarsi con il welfare pubblico. Lo dobbiamo alla necessità immediata di integrazione di risorse. Quindi il tema non è vocazionale, non è ideologico, non è valoriale, è un problema di risorse anche e soprattutto economiche. Poi si necessita in questa fase di una riflessione, come dicevo, con la premessa iniziale, cioè che la sanità integrativa è complementare e non sostitutiva, ma è necessario avere una prima riflessione pubblico-privato. Però attenzione, non
dove il pubblico va a orientare le scelte private, ma dove il pubblico svolga una forte funzione ipotetica di coordinamento, di regia. L'unità operativa Veneto Welfare non si è sostituita assolutamente al ruolo strategico della bilateralità, dei vari fondi di previdenza complementare di sanità integrativa, si è limitata a fare promozione e cultura, lo prevedeva la legge iniziale. È necessario un maggior dialogo assolutamente tra i sistemi di coordinamento di tutela individuale e soprattutto quella collettiva. La contrattazione, mai come in questo periodo storico, è strategica per disegnare la società. Non disegna più la contrattazione collettiva il rapporto tra impresa e lavoratore, ma sta disegnando di fatto la società e da qui poi anche le infrastrutture che nella società stessa avremo. È necessario avere una visione strategica degli investimenti dei fondi previdenziali. Noi qui diciamo nell'economia reale. L'accreditamento, strumento di cui parlavo all'inizio, prevede una destinazione più o meno vincolata di una percentuale di rendimenti da parte di questi fondi in economia reale. Abbiamo la convinzione che le risorse dei lavoratori e delle imprese possono essere di aiuto allo sviluppo di un territorio locale. Tra gli elementi caratteristici, tra i requisiti di governance, nell'accreditamento, lo anticipo, ma le parti sociali che hanno partecipato al tavolo lo hanno seguito e lo hanno anche coordinato, c'è la governance veneta. Mi spiego, la maggioranza della governance dei fondi deve essere a maggioranza veneta, quindi che per la logica iniziale che la spendibilità degli interventi più vicini sono al territorio, più efficaci lo sono. Maggiore dimensione territoriale di fondi, ancora una volta, è accurata. È necessario, e qui si vede, naturalmente i punti che io vi sto esponendo non sono frutto di una visione ipotetica solo dell'unità operativa o della struttura Veneto Lavoro, ma sono sintesi di un percorso fatto durante il primo lockdown, di interviste e di monitoraggio in Veneto di soggetti maggiormente rappresentativi, tra cui anche i vertici delle parti sociali, in tema di evoluzione del welfare. La bilateralità e il welfare aziendale devono necessariamente dialogare nella riforma, non sono modelli contrapposti ma sono integrati perché hanno un unico obiettivo che è la crescita economica e soprattutto, se mi permettete, in questo periodo storico la gestione di forti difficoltà e evoluzioni anche sociali. Il welfare commerciale deve evolversi in welfare sociale. Le piattaforme che noi abbiamo conosciuto essere erogatori di servizi devono superare la logica commerciale e avvicinarsi, come stanno facendo alcune piattaforme, ad esempio all'integrazione con i fondi della bilateralità, con la bilateralità veneta e con i vari fondi presenti a livello regionale. Sempre continuando, la pandemia ancora una volta ha sottolineato la centralità delle regioni. Per quanto riguarda il sistema sanitario e il welfare, mi rendo conto che in questa fase c'è una discussione, diciamo almeno con due grandi poli, la strategia regionale e la strategia di coordinamento nazionale. La nostra posizione è la centralità delle regioni. Quello che necessita è un quadro molto chiaro e solido all'interno del quale le regioni poi si possono muovere. Il progetto di coordinamento nazionale può essere utile. È necessario, vado via veloce, rilanciare la sanità integrativa, però in una logica veramente integrativa e non sostitutiva, lo ripeto, al Servizio Sanitario Nazionale. È necessario sia integrativa. La sanità che sostiene il contenimento dei costi a pioggia del ticket va evoluta in una sanità che orienta le strategie politiche di sostegno alla sanità pubblica con sostegni di carattere finanziario e economico. Se si ritiene che il Covid è una malattia importante e strategica, dovrà essere orientati i fondi al sostegno di quelli che sono gli orientamenti di carattere pubblico sanitario. Altrimenti il rischio è di disperdere risorse con microinterventi a pioggia che non danno effetti in termini di massa e di cambiamento. Per quanto riguarda un inciso sul terziario sociale,
probabilmente è necessario ripensare al welfare non solo come sistema che fa fronte ai bisogni, ma anche come motore di crescita e sviluppo. Abbiamo associato spesso, troppe volte, al terziario sociale una sorta di luogo nel quale rilegare l'aiuto. No, non è così. Oggi è un dato, soprattutto il terziario sociale, è un dato molto importante, strategico per sviluppare il Paese, il motore di crescita. Qui mi sono permesso, cercando di rimanere nei tempi, di mettere un passaggio che fin dall'inizio ho anticipato e riteniamo essere strategico. Dobbiamo passare dalla bilateralità a un'ipotesi di trilateralità. C'è una discussione in atto su come evolvere la bilateralità, le parti sociali stanno anticipando i tempi su questo aspetto, ma l'ente pubblico e le parti sociali lavorano assieme, l'accreditamento lo permetterà perché potrà non solo riconoscere i fondi che hanno alcuni requisiti in base alla legge che le stesse parti sociali hanno voluto in Veneto, ma soprattutto sarà possibile mettere una complementarietà delle risorse tra quelle che vengono poi dai fondi della bilateralità e quelle che possono venire dagli enti pubblici. Questo con una logica di costruire non solo sistemi di welfare, ma un'agenda di sviluppo del territorio in termini di industriali e in termini di... Perché se l'economia reale riteniamo sia imprese e infrastrutture, i fondi devono reinvestire una quota parte di quelle risorse in imprese e in infrastrutture e perché no ridisegnare anche in termini infrastrutturali un territorio. Cosa fare oggi alla luce di queste premesse? Sicuramente la pandemia ci obbliga a utilizzare pienamente e rapidamente i diversi strumenti di finanziamento presentati in Europa, ma soprattutto mobilitare risorse patrimoniali e territoriali attraverso i fondi. Teniamo presente che il flusso del TFR confluito di fondi pensione ha portato via, l'ho messo tra virgolette perché non voglio che a questo termine venga attribuita una sorta di negatività, non è così. Ha portato via significa che c'è stato un flusso reale dall'economia reale superiore a 28 miliardi, portato via non dalle imprese, ma portato via dai lavoratori, dalle imprese, dal territorio effettivamente. Considerate che dei 110 miliardi di TFR, ancora una volta, tra virgolette, sottratti alle imprese italiane, solo, ripeto, 3,5 miliardi di investimenti vengono diretti dai fondi. Quindi di quella massa la maggior parte ha strade diverse rispetto a quella che è l'economia reale. La natura del provvedimento sull'accreditamento l'abbiamo detto prima, quindi l'ho richiamato qui perché veramente è un momento importante nell'unità operativa in Veneto Lavoro, in Regione Veneto, con uno strumento che potrà veramente diventare decisivo per approntare un modello nuovo di welfare di comunità e territoriale. E nel concludere ritengo che non ci dispiacerebbe, e quindi colgo un po' la riflessione, la proposta data dal direttore Trabucco, promuovere assieme alle parti sociali incontri tra tutti gli enti della bilateralità. Sapete che la bilateralità ha valenza, dimensioni in alcune rappresentanze regionali, provinciali, cioè non c'è una uniformità di livelli geografici, c'è un'uniformità di filosofia, perché tutta la bilateralità ha quella, ma di geografici ci sono scelte strategiche diverse, che però non vanno a inficiare quella che è la filosofia della bilateralità, che però dovrebbe, a nostro avviso, sfociare in una sorta, e qui quello che aveva anticipato il direttore, di stati generali della bilateralità veneta. Bilateralità veneta. Perché questo incrocio tra pubblico e privato nel sociale, quindi non solo nel privato, quindi pubblico e privato nel sociale, diventa un elemento vincente. Non solo per affrontare i problemi derivanti dalla pandemia, se mi permettete, che ribadisco, auspichiamo siano congiunturali, ma soprattutto quelli che noi troveremo, se ci permette Presidente, post pandemia. Io concluderei qui e vi ringrazio ancora.
Bene, grazie a dottor Casteller. Credo che ci abbia messo tanta carne al fuoco, ha disegnato innumerevoli piste di lavoro. Io ne cito solo alcuni per fare un attimo di sintesi. La valorizzazione della contrattazione collettiva, diceva, come che sta designando una nuova società, il bilancio integrato tra i vari soggetti che si occupano di welfare nel territorio, l'integrazione dei vari sistemi di welfare, il welfare sociale, passare dalla bilateralità alla trialità, alla mi sono incappugliato, tribilateralità. Sono tutti temi sulle quali, come dire, non solo San in Veneto, ma le parti sociali del Veneto hanno già aperto delle riflessioni sulle quali ci sarà da confrontarsi. Grazie per questo importante contributo, Casteller. Ecco, a questo punto non abbiamo ricevuto domande sulla linea WhatsApp che avevamo attivato, mentre viceversa ci è arrivato un video da parte, un breve video da parte del dottor Roberto Volpe, che è il presidente di URIPA. URIPA è la più rappresentativa associazione delle RSA del Veneto. Ha voluto darci un suo contributo anche per un ringraziamento rispetto agli interventi che abbiamo sostenuto a favore delle case di riposo. Chiedo alla regia se può mandarli in onda, grazie. Cari amici di San in Veneto, buongiorno. Oggi per voi è un giorno importante. L'approvazione di un bilancio è sempre un momento significativo, in particolare per una realtà come la vostra, dove il bilancio sociale assume un valore molto più nobile e più significativo. Io sono Roberto Volpe, sono il presidente di URIPA, che è l'associazione che raggruppa la stragrande maggioranza, oltre il 90% delle 346 strutture che nel Veneto ospitano oltre 32.500 anziani. Oggi mi sento in dovere, ma con grande piacere e non poca emozione, ringraziarvi per quanto avete fatto in quei mesi in cui eravamo drammaticamente colpiti, feriti in molte realtà, in altre abbiamo difeso le nostre strutture con i denti, non avevamo armi, ricorderete che in quei giorni non c'erano mascherine, non c'erano guanti, non c'era niente. Voi siete stati vicini a questo mondo, avete fatto, credo, la più grande donazione al sistema della residenzialità per anziani, credo, di tutta Italia. E di questo vi va dato merito e ricordatelo anche per il futuro. Siete stati i primi e andatene orgogliosi. Ci avete donato migliaia di mascherine, ci avete donato migliaia di paia di guanti, forse qualche ettolitro di gel per le mani, e sottolineo, lo avete fatto in un momento per noi estremamente difficile. Beh, grazie al dottor Volpe per questo messaggio che ci ha voluto far pervenire, avete capito, di ringraziamento sostanzialmente per quanto abbiamo fatto, non per l'associazione, ma per i nostri anziani, per i nostri nonni, per i nostri padri, che hanno, come dire, la sfortuna di vivere in un contesto di casa di riposo che nella fase iniziale della pandemia sono state duramente colpite.
Allora, stiamo andando verso le conclusioni, siamo nei tempi che avevamo previsto e io, prima di dare la parola al Presidente di San Inveneto, Antonio Morello, per le conclusioni, consentitemi solo di ringraziare le persone che hanno consentito di realizzare questo collegamento, questa giornata, questa mattinata di, io credo, di proficuo e utile lavoro per tutti coloro che hanno avuto la voglia, la pazienza, l'interesse di partecipare a questa nostra mattinata. Quindi ringrazio tutto lo staff dell'Agenzia Sinfonia che ci ha aiutato e ci sta seguendo per la regia di questi collegamenti che come dire, per noi è una novità. La modalità di lavoro, prima il direttore diceva, parlare a una sala vuota è sempre complicato, primo fra tutti per me, perché siamo in un contesto completamente non usuale alle quali non siamo abituati. Quindi grazie a Sinfonia per l'assistenza tecnica e operativa che ci ha fornito. Voglio anche rivolgere un grazie alla Jenny e alla Greta, le nostre due collaboratrici di staff di San Inveneto, per l'assistenza e il loro lavoro nella preparazione di oggi e l'assistenza anche nella mattinata di stamattina. Questa dimostrazione anche del fatto che siamo un fondo che fa del stare insieme con i nostri collaboratori, coloro che operano nella sede di Mestre, ma tutti coloro che operano nella territorialità con gli sportellisti, non solo un motivo di vanto, ma un motivo di grande operatività e di risultati, come diceva all'inizio, e grazie al loro lavoro se oggi siamo stati in grado di aver sviluppato questa mattinata. Ciò detto, la parola al Presidente Antonio Morello per le conclusioni di questa mattinata. Grazie a tutti voi che avete avuto la pazienza di seguirci fino a questo momento e un arrivederci per quanto mi riguarda. Grazie. A te, Antonio. Grazie Alfio. Buongiorno a tutti, benvenuti qui al convegno. Come avete sentito, il convegno ha messo in luce dei temi molto densi di contenuti che ci impegneranno sicuramente nei prossimi giorni, nei prossimi anni. Non possiamo perdere tempo sicuramente. Sarà nostra cura trovare le soluzioni più adeguate e sostenibili. Mi complimento veramente con i relatori che sono intervenuti sui temi veramente con molto interesse. Mi hanno colpito molto le testimonianze degli sportelli, che sono le testimonianze di chi vive San Inveneto sul campo e vicino alle persone. Le persone sono il nostro centro, quelle che il fondo ha più in cura, quelle che hanno bisogno di un aiuto reale attraverso il fondo di San Inveneto. Non ci può essere maggiore responsabilità e innovazione sociale di questa. Sentire poi dalla voce delle persone che sei percepito come un punto di riferimento, che sei al servizio, che aiutiamo gli utenti indistintamente e con la stessa cura, che con stupore ti chiedono: ma davvero posso avere una restituzione di denaro? Magari l'avessi saputo prima. Utilità, cortesia, efficienza, riconoscibilità, competenze, puntualità nei rimborsi che genera la fiducia. Quanto bisogno abbiamo di fiducia? Poca burocrazia e quindi facile da usufruire. Ci sono stati commenti anche sulla generosità, sul fatto che sempre più famiglie aderiscono al fondo. Fare due chiacchiere con l'utente, quindi l'ascolto alle persone, importantissimo. Le persone ritornano perché sentono un lavoro fatto con cura, un fondo artigiano fatto come un vestito sartoriale, un fondo fatto bene da mani che sanno fare. Bello, bello veramente. Abbiamo assistito ad una dimostrazione pratica di come in questi 7 anni il fondo ha acquisito la fama di un fondo che diffonde etica ed è responsabile per le persone del suo territorio. 138.000 iscritti, 33.000 aziende artigiane aderenti. Il cuore del fondo. Ho ascoltato con molto interesse i relatori e mi hanno colpito i passaggi che dicono quanto sia strategico un secondo pilastro che vada in aiuto al primo pilastro, quello pubblico, non solo nei tempi normali, ma in tempi come questi di pandemia o eccezionali serve un aiuto straordinario, quello che noi stiamo facendo con San Inveneto, quello che stiamo facendo, che abbiamo fatto e faremo sempre.
Poi sul tavolo c'è lo studio di fattibilità, molto attuale per risolvere le problematiche sulla non autosufficienza e sull'assistenza domiciliare. Qui entrano tutti i temi tecnologici di telemedicina, telepatologia. Ma un'altra cosa molto importante è un'agenda di sviluppo del territorio con i soggetti più rappresentativi, per passare dalla bilateralità alla trilateralità. Eccezionale questo passaggio, strategico. Quello che sta succedendo da un po' di anni e che ci deve interrogare è una risposta frammentata su più fronti per dare risposte al tema del welfare. Il primo pilastro, lo conosciamo, è quello pubblico, sistema sanitario nazionale, regionale, tutti i servizi sociali e il mondo della sanitaria, sociosanitaria e socioassistenziale. Il secondo pilastro è il welfare intermediato. San in Veneto è un fondo autonomo di primo livello che si colloca qua, nel secondo pilastro, in condivisione di rischio, senza scopo di lucro, con funzione di terzo pagante. Il terzo pilastro, welfare intermediato, è l'assicurativo. In questi mesi ci sono affacciate anche a questo ramo anche le banche, anche qua come terzo pagante ma con scopo di lucro. Il quarto è il welfare familiare, con l'acquisto diretto e con risorse proprie. Da notare che il welfare familiare ha dimensioni che raccoglie praticamente un valore superiore a quello assicurativo e a quello alimentare, quindi un settore del welfare familiare molto importante. In pratica ci troviamo di fronte ad un ecosistema che una volta mappato ha isolato 10 soggetti chiave: Stato, Regione, Comuni, rappresentanze e associazioni di categoria, fondi di pensione e fondazioni, fondi e casse, servizi finanziari e assicurativi, aziende erogatrici, terzo settore, comunità e reti sociali, servizi professionali, facilitatori gestionali. Si comprende bene che in questa situazione l'obiettivo prioritario delle politiche di sviluppo territoriale dovrà essere quello di riordinare la frammentazione in tutte le sue forme, sia quella sociale, produttiva e amministrativa. E questo attraverso un lavoro di messa in rete degli attori strategici dello sviluppo. Ma perché si realizzi questa alleanza serve la condivisione e credere fortemente in un progetto comune di sviluppo territoriale responsabile. Ecco perché riteniamo sia importante creare altri momenti come questo di dibattito e magari di tavoli di lavoro intorno a questi temi, perché non possiamo far finta di niente di fronte ad una contraddizione di fondo, la contraddizione di fondo che dobbiamo considerare. La contraddizione è quella rispetto all'evoluzione del lavoro. Se sono i pilastri a sorreggere la costruzione del welfare, gli stessi necessitano di una fondamenta sicura e stabile. Questa fondamenta è il lavoro. Siamo infatti di fronte ad un restringimento della base produttiva stabile, al decentramento produttivo cronico, alla scarsa attrattività di insediamenti produttivi nei nostri territori, al reddito di cittadinanza che di fatto è un reddito di disoccupazione. La CGIA di Mestre, nell'ultimo rapporto sull'urto del Covid che provoca alle aziende, fra le sue note pone l'accento sul fenomeno della costante diminuzione delle imprese che dal 2009 è incessante e che porta a un dato: 185.000 aziende artigiane chiuse. Ci chiediamo, vi è un problema di demografia produttiva? Fondamenta dei pilastri di cui facevo cenno prima? È forse il caso di comprendere lo sviluppo futuro, le modalità con cui si produrranno altri effetti? In questi giorni riflettevo su cosa questa pandemia ci abbia insegnato veramente e mi sono reso conto dai miei comportamenti, da come agisco giornalmente, che abbiamo imparato forse tutti che dobbiamo vivere il presente pensando al futuro. Sappiamo che un comportamento sbagliato oggi ci fa chiudere domani, ci fa stare a casa e ci costringe a scelte che non vorremmo fare. È bene allora cogliere la sfida della progettazione responsabile sociale di territorio proprio per dimostrare di aver imparato a vivere il presente pensando al futuro. Diamo vita allora a innovazioni relazionali per una nuova e più efficace intermediazione fra settore pubblico, impresa e società civile, per essere capaci di offrire nuove e concrete risposte ai bisogni sociali presenti ed emergenti. Inviteremo la politica a dare un contributo di indirizzo a questo progetto comune. Desidero ora chiudere con un saluto particolare ai padri fondatori del fondo, come è già stato detto, che hanno saputo vivere il presente pensando al futuro. Grazie a Confartigianato, grazie a CNA, grazie a Casa Artigiani, grazie a CGIL, grazie a CISL, grazie a Will del Veneto. Nel 2013, come è stato detto, con coraggio e determinazione e lungimiranza, pensare al futuro, hanno dato vita a questa bella esperienza di welfare e solidarietà bilaterale.
E un grazie particolare agli sportelli che giocano nel territorio una partita molto importante, la densità, la cosiddetta densità di rapporti, che è quella che distingue il nostro fondo. Il mio pensiero va a tutti i nostri iscritti, li invito a rivolgersi agli sportelli per avere tutti i chiarimenti e fruire di tutte le opportunità che il fondo offre. Grazie al nostro conduttore Alfio Calvagna, il mio vice straordinario. È stato un incontro straordinario che ci ha unito, ci ha visto uniti fin dall'inizio, veramente. Grazie al CDA che sta lavorando proprio in queste ore, in questi giorni, con le varie gruppi di lavoro, sta elaborando nuove soluzioni e nuove idee per sviluppare il fondo. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato, che hanno avuto la pazienza di ascoltarci e di comprendere quale sia la bontà del nostro fare, del nostro fondo. Divulgate la novella del Fondo Sani in Veneto. Grazie a tutti.